poltrona su telefono. Benissimo! Gemma, buon pomeriggio! Anche Giulia è con noi con l'altra poltrona, bellissimo! No, oggi veramente uno sclero totale. Oltre all'altra poltrona, parlavo con Enrico prima, mi fa sì, facciamo una modifica durante la ricreazione, che sarebbe la pubblicità. Però da oggi la ricreazione mi piace, quindi l'altra poltrona e ricreazione teniamo tutto buono. Guarda, sei geniale, perché chi era che era Maria, no? Maria Solfrizzo che ci aveva rinominati come l'altra poltrona, sì. A noi piaceva un sacco. Sì, ci piaceva, ma evidentemente anche... Ormai è in testa anche alla nostra Giulia. Buon pomeriggio Giulia, eccola qua, Giulia Gianandrea, che viene anche lei per provare a diventare una conduttrice di questo programma, appunto l'altra poltrona, chiamata ogni tanto l'altra domenica, in onda ovviamente la domenica pomeriggio. Diciamo che a fine novembre finirà questo concorso e sceglieremo tra le 10 o 11, non mi ricordo quante ragazze sono state in nostra compagnia, per trovare appunto la nuova conduttrice, che insieme a me è Omar Costantini, che oggi è in posizione centrale, perché cominciamo più o meno, Omar, come l'anno scorso a dicembre, no? Che gli ospiti erano random, sì. Ce ne sono già, però come vedete in questo momento c'è solo Marta. Presentiamo Marta, Giulia. Marta Baldo, cantante. Buon pomeriggio Marta, benvenuta, grazie. Poi ci sono altri musicisti che sono random in giro, no? Saranno su qualche altra poltrona, non sulle nostre, comunque sono già arrivati, perché se vedete lo studio sono già gli strumenti montati, poi dovranno arrivare anche altri ospiti. Bene, allora intanto salutiamo Fabrizio Astolfi. Certo, ciao Fabrizio. Qualcos'altro su Fabrizio? Grazie. Poi vabbè, l'agenzia Astol Modes naturalmente, che ci accompagna in questo concorso, l'altra Miss. Come al solito questo pomeriggio seguiremo per voi, anzi insieme a voi, insieme ai nostri tutti inviati. È bruttissimo, proprio oggi siamo partiti male, vabbè, ma abbiamo avuto un sacco di problemi tecnici. Nonostante questo io voglio ringraziare naturalmente Enrico e Gemma in regia, Maurizio alle telecamere, gli amici da Pordenone e tutti i tecnici in giro per i vari campi con i quali ci collegheremo più tardi. Ovviamente una giornata molto importante sia per quanto riguarda la Serie A. Si sono giocate già partite nel pomeriggio e nella serata di ieri, ma come al solito noi seguiremo anche tutti gli altri campionati, quelli che vengono denominati minori, ma in realtà minori non sono, e quindi la Serie D, l'eccellenza, la promozione, sia il girone A che il girone B. C'è sempre però un gioco. Quindi Qual è il gioco, Giulia? Il gioco 1 per 2. 1 per 2, pensa Gemma, scusami, mi sembri un po'... Oggi pomeriggio cosa fai con Enrico là dietro? No, ero al telefono, GP. Okay. Stavo cercando di chiamare i nostri inviati, perché con questa bella giornata tu devi sapere che hanno avuto la mia stessa idea, cioè di andarsene a spasso, evidentemente, non rispondono al telefono. Le partite cominciano alle 2:30, agli stadi la gente arriva alle 2:20, voglio dire. Quindi, certo, ma con questa giornata secondo me ha fatto il picnic nello stadio direttamente. Ecco, picnic, quindi parliamo di Monfalcone, immagino, si parla di picnic. No, non ancora con Monfalcone, ma sicuramente arriveremo anche a parlare di quello. Allora, parlavamo del gioco, la Giulia si è allineata a noi perché ha chiamato anche lei 1 per 2 e non un X2, va benissimo così Giulia, Okay. Perché tu sei originaria di Gemona. Sì, nata a Gemona, ma ho sempre vissuto a Udine. Quindi sei proprio friulana. Esatto. E quindi è giusto l'1 per 2 per noi. E allora, vediamo le partite di oggi, Quindi Giulia. si tratta di indovinare il segno esatto di queste due partite, Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Genoa. Benissimo. Chi quindi, vince sì, cosa si porterà a casa 6 bottiglie, etichetta Pascià, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Bene, Omar, anche lei è istruita perché non ha detto Cardonai. Sta guardando. L'importante è che anche lei sappia che... È molto più veloce di Cervigno. Di Cervigno, esatto, di famoso Cervigno. E dunque, questo è il gioco, e dunque la settimana scorsa un amico ha vinto, non l'abbiamo ancora contattato perché è stata una settimana un po' impegnativa. Comunque stai tranquillo, hai vinto, in settimana ti mandiamo l'SMS per dove andare a ritirare le 6 bottiglie. Quindi queste due partite, ripetiamolo, Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Genoa. Udinese-Genoa che seguiremo per voi naturalmente in diretta dai nostri studi con gli amici ospiti che devono ancora arrivare a trovarci, appunto, visto che partiamo alle 14, ogni tanto qualcuno ha un lieve ritardo, dicevo. Altra cosa, dicevo che ieri si sono giocate le prime partite di Serie A, e allora andiamo a vedere, Giulia, cosa è successo nella giornata di ieri in Serie A. Allora, Napoli-Roma 2-0, Empoli-Juventus 1-1, Parma-Inter 2-0. Benissimo, nel pomeriggio di oggi cosa si gioca? Chievo-Sassuolo, Sampdoria-Fiorentina, Torino-Atalanta e Udinese-Genoa. Poi questa sera Questa sera Milan-Palermo e domani? Cesena-Verona, domani sera
Lazio-Cagliari. Benissimo, quindi un campionato di Serie A spalmato in questo caso su 3 giornate. Gemma, il Allora, telefono. sì, il tuo telefono sta suonando, ma noi abbiamo in collegamento, si parlava appunto di un picnic nei campi, allora. e quindi c'è il peta peta peta, nostro mister terzo tempo Robby Visintin. E allora, benissimo, ecco, questi sono i problemi tecnici di cui parlavamo prima, ci scusiamo naturalmente con gli amici a casa, ma abbiamo veramente raffazzonato. Eccolo qua, Roberto, buon pomeriggio. Io vi sento, ma vi sento molto piano. Molto piano, ma io più forte di così non riesco a parlare. Urla di più, urla di più. Urlo di più. Allora, Roberto, mi senti? Ecco, no, volevo chiederti, siccome la partita è quello che è, non ce ne frega praticamente niente, che cosa avete preparato? Qual è il menù del chiosco oggi pomeriggio? Allora, io stavo dicendo poco fa a Gemma che io sono sulla strada del campo, perché oggi è una giornata di lavoro per me. Sì. Allora, adesso sono fermo al semaforo, sto arrivando vicino allo stadio, quindi non so niente di preciso. Ecco. Però Gemma mi ha detto che possiamo cappeggiare, oggi parliamo del più e del meno. Assolutamente, anche perché la partita ne parliamo poi in corso d'opera, no? Sì. Beh, comunque Niente, io ti posso dire, la formazione non so quale sia ancora perché appunto non sei al campo, d'accordo. però so che i giocatori sono tutti disponibili, salvo Contento e Alencabri, diciamo, l'emergenza un po' in difesa, ma per quanto riguarda il resto siamo abbastanza tranquilli. Tanto noi cerchiamo sempre di fare un gol più degli altri, Beh, ecco. perché con l'attacco che ci ritroviamo Direi. Anche perché la classifica vi dice bene, se dalla regia riusciamo ad avere la classifica dell'eccellenza, perché a parte questa squadra mostruosa che è il Vesna, che le vince tutte, voi, ecco, la classifica, grazie, non le giornate, poi le vediamo, eccola qua, il Vesna a 24 le ha vinte tutte, ma voi siete subito lì, a 22, quindi fate il campionato che dovevate fare, insomma, pronti via, e noi siamo là. Sì. In tutte le partite fin qui giocate tra campionato e Coppa Italia abbiamo solo pareggiato a Mantano. Esatto. E quindi più di così non so cosa possiamo fare, se dopo alla fine troveremo una squadra che ha fatto meglio, renderemo gli onori delle armi, che possiamo fare più di questo? Beh, diciamo che sarà molto importante lo scontro Monfalcone-Vesna e viceversa, no? A questo punto. Assolutamente sì, che sarà fra un paio di settimane, Esatto. tra 3 settimane esatte, perché noi sabato prossimo giochiamo in quel di Charlene, abbiamo l'anticipo Charlene. Che è molto importante anche lì perché questo- Charlins è a 21. Esatto. Sì. Anche questa sarà una partita molto importante, assolutamente. Dopodiché giochiamo in casa, se non mi sbaglio, contro l'Oltre. E il sabato successivo siamo di nuovo in quelli di... giochiamo a Vesna, a Santa Croce contro il Vesna. Certo. Bene, allora intanto grazie per questo primo collegamento e niente, con te ci sentiamo naturalmente nel corso della Grazie partita. a voi, adesso comincio a sentire l'odore della griglia, adesso Perfetto. davanti al campo. Ecco, se magari ce lo fai sentire anche a noi, io non ho pranzato come ogni domenica. Sì, a Essere ve lo mando subito. Perfetto, grazie. Ecco, fai una cosa veloce, guarda che la prima pubblicità è alle 2:30, quindi se per cortesia entro le 2:30 c'è da mangiare qua sarei contento, grazie. 2 semafori ci arrivano sicuramente. Perfetto, grazie a Roberto Visentin da Monfalcone per UFM Monfalcone Rabuiese. Bene, allora si sono seduti gli altri due musicisti che abbiamo già conosciuto quest'estate nell'altro mondiale. Prego Giulia. Quindi sono Roberto Bevilacqua, Che allenatore non è un calcio- musicista, sei allenatore di calcio, Ok. ma va bene, non importa. Antonello Ghirardi, No, cantante. non è. Va bene. Ma va bene lo stesso, Però ha una scusante che l'amico gli assomiglia a Roberto Bevilacqua perché avete la stessa capigliatura. Ecco, e lui assomiglia a Antonello Ghirardi. Esatto. Quindi, Sabino Dall'Aspro, musicista cantante, e Bruno Sax Machine del band, sassofonista. ecco, eccoli qua, sono stati già nostri ospiti, poi Sabino, tra parentesi, è un ex calciatore. Exactly. Ecco, hai giocato in che squadre? Io ho giocato Se ti ricordi. 4 anni nel Milan, Ecco, quindi nel settore Tizio giovanile, e poi ho esordito in Serie C a 16 anni e mezzo. Ecco, quindi di calcio anche tu ne capisci per fortuna, perché io proprio sono allo zero totale. E so che fate un sacco di serate, ne parliamo dopo, abbiamo anche delle foto fatte la sera di Halloween in un locale a Sacile molto carino, ho visto. Che si chiama l'Isola Felice, L'isola è molto Felice. bello. Sì, Ecco, sì. dopo abbiamo una serie di foto anche di questo bel locale, ne parleremo dopo. Gemma, Sì, abbiamo un altro inviato che è il nostro Daniel per San Vitese Vesna. e allora buon pomeriggio Daniel, non c'è Eleonora? No, non c'è Daniel. C'è Daniel? Sì, c'è Daniel.
Non c'è Leonora. Peccato, dai, peccato. Ma c'è Giulia che è più bella secondo me, attenzione. È che non riesco a vederla. E c'è anche Marta, ma lo vedi su YouTube o su Facebook da domani in poi. Abbiamo due bellissime ragazze questo pomeriggio, vediamo se ne arriva, dovrebbe arrivare una terza, speriamo. Allora Daniel, questo pomeriggio sono volatili per diabetici. Io guarda, Non l'ha capito. spero vivamente che oggi la San Vitesse riesca a portare a casa questi 3 punti. Col Vesna. Speriamo. Volevo solo dirti che la vita è tutta in Vesna. Ho capito, però il miracolo c'è sempre, esempio il Genova con la Juve, anche se viene un gol al 94esimo. Va benissimo. Volevo solamente chiederti se hai capito la battuta volatili per diabetici. Non l'ho capita. Cazzi a mare, vuol dire, dai. Caro Frecchia, per te in quel saranno senso volatili per la per San diabetici. Vitese, no? Perché insomma incontrate una squadra che sicuramente sia tecnicamente ma soprattutto a livello di morale sta volando altissimo, no? 8 risultati utili consecutivi, 8 vittorie, neanche il Monfalcone riesce a essere lì quando il Monfalcone invece è sicuramente più strutturato per un salto di categoria, Daniel. Però noi crediamo nel miracolo. Perfetto, benissimo. Tra poco c'è anche Avete l'intervista. piacere che vi leggo le formazioni? No, ce le dici dopo queste perché adesso facciamo un giro di campi. Sappi che più tardi c'è il tuo sindaco in un servizio in collegamento diretto con San Vito. Va bene. Ok, ciao Daniel. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Non so, prego Ghiraldi se si vuole accomodare, il solito ritardatario. Lui è buonasera a tutti. Bravissimo, Buon pomeriggio. Nel frattempo parte il telefonino. Oh, ma Costantini No, va sto benissimo. guardando in streaming, a dire il vero. Chi stai guardando in streaming? Noi ci stiamo guardando in streaming, per chi ha il telefonino può fare www.telepordenone.tv, c'è l'applicazione, ci guarda anche in... Così potete vedere anche un po' in ritardo, no? Perché in TV arriva prima. 24 secondi. Se vi perdete 4 secondi ve lo vedete in streaming subito dopo, così mettete il telefonino o l'iPad da una parte, no? Il tablet, il televisore lì. Cosa sto dicendo? Va bene. Allora Antonello, Buon pomeriggio. Parliamo un stare in attimo tema. prima di collegarci con Trieste, no, Sì, anzi, di volatili. con Padova. Sì. Parliamo sì dei volatili per diabetici, perché a Trieste c'è stato anche il cambio dell'allenatore in settimana. Allora è arrivato questo Ferrazzoli, insomma. Sì, Credo non mister. è quello delle caldaie. No, credo mister assolutamente collaudato. Sì. Quantomeno per la categoria, mentre qua suona tutto, non fateci caso, sono puntata. iper tecnologico e insomma un minimo di scossa c'è. Sì. È stato inserito un nuovo, l'ennesimo giocatore che è Antonelli, che è un difensore centrale. Parete di quello del Genoa? No, Che ha non che credo, ha ma castigato la omonimo, Juventus? perché comunque tutti abruzzesi, quindi ecco. non sono arrivati i transfer di Clarà, come si chiama, Clarà, e il serbo, ma che dovrebbero arrivare in settimana, quindi dalla prossima partita teoricamente dovrebbero essere disponibili. Certo è che viviamo una situazione di classifica terrificante. Io intanto spengo sto coso che dicevamo prima. Aspetta, aspetta, ma tu hai visto che bella la concorrente per diventare presentatrice? Si chiama Giulia, guarda che bella. Ciao Giulia. Ciao. Ciao, canta? No. No, lei canta. Ascolta, ma Sì, dimmi. chiedile qualcosa, Giulia. Ma posso finirti un attimo? Io. Che roba è quella di che... No, questo. Raccontaci che roba è questa. Ok, allora, questo è un telefonino Sì, che è collegato a quello là. che è collegato a quello là, e quindi quando una volta guardavamo tutti quanti, credo, Supercar, no, Supercar, lei magari non se lo ricorda, ma Supercar, che diceva Kit, vienimi a prendere, adesso è Kit, abbiamo messo che sono imbriaco, quindi più o meno. Ma arriva poi, no, lo compro anch'io se arriva la macchina. Perché Arriva la ogni sera macchina, su e giù la macchina. quindi con me. potrebbe essere la soluzione ai problemi dell'esistenza umana, perché voglio dire, sai che passando dal calcio ai locali, Giovanni lo sa perfettamente, viviamo una contraddizione in termini, ovvero che c'è bisogno di rilanciare l'economia, però facciamo in modo che la gente non vada in giro a spendere soldi perché di sera c'è paura a bere una birra in più. certo. Che dico, non è è un problema serio, un tema estremamente serio. Come sfondi la portone. insomma. Perché mi rendo conto che la sicurezza è prima di tutto, ma un conto è la sicurezza, un conto è la follia. Detto ciò, torniamo al calcio, che forse è più facile da discutere e argomentare. Diciamo, la Triestina è in una situazione veramente difficile,
Poi oggi una trasferta praticamente proibitiva. Proibitiva, però sai, non nel si sa mai. calcio, la Sì, palletonda, cambio allenatore. Sabino, cambio allenatore, vanno dai biancoscudati Padova che le hanno vinte tutte. E aspetta, ironia, ha parlato allenatore del Padova, che è anche il primo degli allenatori contattati dalla nuova gestione. Mi pare sempre con risultati di misura il Padova. Dico bene? Però diciamo le ultime risultati. partite ha vinto per 1-2, però ha tirato 4 da una parte e 5 dall'altra. Però sono 8 vittorie consecutive che la candidano sicuramente a regina del campionato. Poi sai, il campionato è lungo. È vero che la Triestina sconta una partenza ritardata, ma ricordiamo che i biancoscudati hanno iniziato la preparazione il 5 agosto, quindi non è che si trovano in una situazione molto hanno fatto diversa. un mercato, prendiamo metà Pordenone, metà Marano, li assorbiamo, hanno una squadra. Il discorso è che il due più budget forti. è importante, perché a Padova si aggira attorno al 1,5 milioni di euro, se non 2, e soprattutto sono riusciti a calamitare oltre che l'interesse dei tifosi, 6.000 persone, 3.500 abbonati, 3.500 abbonati e 2.500 biglietti venduti nell'ultimo incontro, quindi per un totale di 6.000 presenze, che in Serie D non è record perché lo detiene credo la Triestina con 15.600 in Triestina Treviso, vinto dal Treviso l'anno della promozione, era interregionale, quella volta non c'era 94-95. Ti fermo perché c'è Gemma in ansia. In ansia, nel senso della Triestina cambiamo squadra in questo caso. Vabbè. E andiamo a parlare del Fontana Fredda, giustamente con il Padova, nostro... Però Fontana Fredda che oggi è dalle tue parti, perché a Monrupino per questo bellissimo scontro, Cras Repen Fontana Fredda. Maurizio, tira la bola lassù? Tira la bola, sì. No, niente, per il momento. Se non tira niente è grave. Sono quasi 20 gradi, quindi oggi è ideale per giocare a calcio. Ascolta, insomma, si è messa bene per il Fontana Fredda alla fine, no? Cioè, è un momento buono della vostra stagione in questo momento. Se guardiamo anche la classifica della Serie D, per cortesia, siete nel limbo, cioè non siete vicino alle squadre, insomma, che lotteranno sicuramente per non retrocedere, e magari se azzeccate 2 risultati, diciamo così, no? Consecutivi, siete lì per andare anche ai playoff. Siete in quel limbo, no? Metà classifica. Sì, vabbè, però ci siamo già parlati tempo fa, indietro sì. di questa cosa qua. Noi abbiamo l'unico obiettivo che è quello della salvezza e siamo convinti che molto probabilmente ci salveremo all'ultima giornata, di più non possiamo fare. Beh, ma dai, allora, parliamoci chiaro, io credo che Dro, Mori, Santo Stefano e Mezzo Corona siano molto meno competitivi di voi, no? Guarda, noi abbiamo visto le 2 Trentine in casa, Mezzo Corona e Dro, non ci hanno fatto una grossissima impressione, però è vero anche che, insomma, bene o male sono squadre abituate a stare in categoria e venderanno cara la pelle fino all'ultimo, insomma, noi se dovessimo salvarci con qualche giornata d'anticipo sarebbe solo un'impresa. Certo. C'è qualche novità nella formazione rispetto a domenica scorsa, Maurizio? Sì, rientra Martini e niente, giochiamo con 5 fuori quota dal primo minuto, quindi Sì. continua il nostro processo di ringiovanimento della squadra. Insomma. Perfetto. Allora Maurizio, naturalmente durante la partita collegamenti con te per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti, in bocca al lupo naturalmente, certo. sia al Grazie, Fontana che alla altrettanto. Cras Repen, perché li seguiamo volentieri, tutte e due sono 2 squadre regionali. Grazie Maurizio Mazzon da Monrupino. Grass, che oltretutto è una formazione allestita, direi con molta competenza, che però non sta ottenendo i risultati che meriterebbe, perché comunque come formazione, come giocatori, sicuramente il parco giocatori è un parco giocatori Sì, non è male. importanti. Hanno tanti sloveni. Tanti sloveni, in particolare di là giocano in uno Serie A, sono venuti a giocare in Serie D. che ha di fatto qua. 38 presenze con la nazionale Sì. slovena, adesso non ricordo il nome, però sta pagando stranamente un inizio di campionato particolarmente difficile, infatti ha solamente credo 7 punti, 7-8 punti, ma potenzialmente no? Il Crash partiva bene all'inizio, Sì, poi calava a sì. metà stagione. Io li ho visti contro la Triestina che meritava, lo dico per onestà, di vincere, ma solo per il numero di tiri in porta. Il Crash mi è sembrata una squadra forse troppo sopravvalutata all'inizio, ma sottovalutata adesso, nel senso che avevano bisogno di amalgamare troppe entità. La cosa che mi ha molto colpito, un video, i gruppi, come sono divisi, trasmesso tra le altre cose un documentario fatto da Sky, un servizio fatto da Sky,
nel CRAS ci siano dei gruppi, il gruppo degli italiani, il gruppo degli sloveni e dei croati, sono ai margini, no? Credo che il problema principale sia questo in questo momento, però come formazione, come squadra un grande allenatore e come società, sono sottolineiamolo, sono una grande società. Sì. Facciamo un passo indietro. Ieri si sono giocate un sacco di partite in Lega Pro, che io insisto a dire una cosa folle, perché questi giocano ieri, l'altro ieri, oggi all'11 eccetera. Vediamo i risultati appunto. Real Vicenza Cremonese 1-1, Propatria Bassano 2-2, Renate Novara 1-3, Mantova, scusatemi, Feralpi Salò 1-0, Pavia Torres 1-1, Sud Tirolo Albino Leffe 1-1. Non abbiamo aggiornato la grafica, alle 11 si è giocato Union Venezia Giana e ha vinto il Venezia per 2-1. Pensate poi alle 14.30 si giocherà Alessandria Arezzo, alle 16 Monza Lumezzane, alle 18 il nostro Pordenone andrà sul lago di Como, o meglio sono già i giocatori. Il mio amico Lovisa, ex mio compagno di squadra a Forcate, speriamo che insomma riesca ad uscire dal tunnel. E comunque volevo dire, intanto io ti ringrazio Gibi, perché io qua mi sento a casa, cioè mi piace tantissimo la tua trasmissione. Oggi mi avete portato in una direzione in cui mi sento legato proprio in maniera forte. Una è Giulia, perché è proprio carina, e l'altra è la Triestina, perché io quando giocavo al Milan e allenavamo la prima squadra, in panchina c'era Nereo Rocco. E mi ricordo che lui stava in panchina con un accappatoio azzurro, un cappello e l'immancabile fiasco di vino, quello, sai, la bottiglia di vetro col Vimini, no? Con la cesta. Ecco, sì. per cui mi avete riportato, che bello. E poi ripeto, cioè, mi piace un casino venire qua da te, perché mi sento a casa. Nereo Rocco che non sarebbe molto contento oggi. No, perché è una partita particolare, sì. No? Questo Padova Triestina, no? In Serie D. Soprattutto in questa Serie D. Per lui sarebbe una tragedia, perché sono le due squadre che hanno fatto di più in assoluto. Ma poi sono due squadre che insomma il posto giusto sarebbe minimo la Serie B, non la Serie D, no? Voglio dire, cioè, poi per vicende societarie, ecco quello che io mi chiedo sempre, come ci chiediamo in tanti, penso, no? Sia per quanto riguarda la piazza di Padova, il disastro, nonostante ci fosse un certo Cestaro come presidente, quindi non uno che gli mancavano, ma soprattutto a Trieste, come due città molto grandi, con un grosso entroterra, perché Trieste non avrà un entroterra, ma la città è grandissima, sì. Dove il calcio è molto amato, sia a Padova che a Trieste non si trovino degli imprenditori, esempio, vabbè, l'esempio di Pozzo è facile da dirsi, certo. Ma esempio Pozzo, che prendono la squadra e come hanno fatto Pozzo non solo la portano ai fasti di una volta, ma ci fanno anche i soldi. Pozzo ogni anno, quest'anno ha chiuso in attivo di 12 milioni di euro. Altre squadre giusto per fare un serbatoio. Esatto. Ma la stessa cosa, Giovanni, è assurdo, ne abbiamo parlato già parecchie volte, ad esempio a Gorizia, no? Esatto. Andiamo ad esempio a Gorizia. Gorizia c'è la Pro Gorizia che ha alle spalle è la una storia. Sì. Una storia, cioè, gioca in prima categoria per opera caritatis. E addirittura c'è ancora questo discorso legato fra le società tipo l'Audax da una parte e la Juventina dall'altra, dove non c'è interesse a creare un polo sportivo per cercare di portarla in alto. E l'unico momento in cui la Pro Gorizia è arrivata in Serie C con alle spalle anche un bel numero di giocatori è stato proprio col fratello di Pozzo. No? Poi quando lei ha deciso giustamente... L'anno giocava Costantini, credo, anche quell'anno. C'era Del Neri, Trevisan e compagnia. E quando Giancarlo Pozzo ha deciso giustamente di chiudere il rubinetto e dire visto che non mi date una mano a me non mi interessa più, automaticamente la squadra è crollata ed è finita nei bassi fondi. Una curiosità, lei quando giocava al Milan c'era ancora Marchioro in panchina? Era l'anno di Marchioro? No, io avevo in panchina Zagatti e Galbiati. Mentre nel Milan in prima squadra? In prima squadra Nereo Rocco. C'era dunque, si parla del 70... era l'ultimo anno che ha fatto... Allora 76-77 con Marchioro inizio e poi Rocco che ha vinto la Coppa Italia col Milan. Poi è arrivato l'Idol l'anno dopo. Esatto. Bravo, mamma mia, ragazzi. Come direttore tecnico, come consigliere tecnico. Allora, incredibile. Wikipedia dov'è? Cioè, dobbiamo premiarlo. Perché era l'anno che Rivera giocava nel numero 6. Ecco, e Rivera negli spogliatoi un giorno venne da me, mi fece una carezza sulla testa, mi disse bravo e io ero in brodo di giuggiole perché ragazzi Rivera io l'ho visto giocare, cioè così
era fantastico, era poesia. In quel periodo là erano dei giocatori più forti del mondo, non per niente pallone d'oro e avanti. Poesia. Rispondeva ai giornalisti nello spogliatoio di San Siro, perché non ci si scaldava fuori, ci si scaldava nello spogliatoio, rispondeva alle domande dei giornalisti palleggiando. Ma palleggiando, cioè con una facilità soprattutto quando arrivava Beppe Viola, no? In particolare grande Beppe Viola, sì. Allora noi giochiamo oggi pomeriggio, voglio ribadire il gioco e allora è il tuo momento, Giulia. Il gioco che è 1 per 2. bravissimo. Questa volta ho detto 1. Quindi si tratta di indovinare il segno delle seguenti partite: Sampdoria, Fiorentina, Udinese, Genoa. Bene. Chi vince si porta a casa 6 bottiglie, etichetta Pascià, 3 di Chandroné e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Ecco, queste sono le 6 bottiglie, quindi potete giocare fino alle 16. Il numero di telefono lo vedete in sovraimpressione, è il 348 294 7672, naturalmente tramite SMS o WhatsApp. Questo è il gioco, io vi invito naturalmente a giocare in tanti e naturalmente cominciate a mandare anche i vostri giudizi sulla nostra Giulia, che le dicevo prima di andare in onda, che la mia prima morosetta quando ero all'asilo si chiamava Giulia. Allora quando Fabrizio Astolfi mi ha detto guarda che viene Giulia, ho detto cavoli, c'è una Giulia, sicuramente sarà una gran gnocca. In effetti eccola qui, la vedete, tutte le Giulie che conosciute sono le gnocche. Se poi tu pensi che la canzone più bella che ha scritto Antonello Venditti è titolata Giulia, per cui vedi? Ce l'hai tutte oggi. Siamo tutti che ti C'era adoriamo. un altro oggi. Giulia che cantava, credo, Togni. Sì. Togni. Esatto, però Oggi quelle- siamo... Ma Oggi- che trasmissione è oggi? No, ma io devo dire, Già allora, grazie a Dio che siamo in onda oggi. GP Giulia è bellissima, non perché, cioè, è bella, ok? Allora, scusami, No, tu vai là e ci fai Giulia per Giulia, mentre Gemma parla. Gemma. Ma Giulia di Venditti mi Giulia fa- di Venditti. Ah, no, che dicevo bella. Giulia è bellissima, non solamente perché è bella, ma perché Lei? sì, è trasparente e genuina. È un po' trasparente. No, nel senso che ha fatto degli errori che Sono bellissimi. invece quelle collaboratrici precise, Sì, perfette, esatto. no, non ma le lei è vogliamo, noi bellissima. le vogliamo. Allora, tra un po' con il maestro Sabino, Giulia, Gemma. Sì, che non la fa mai nessuno poi Giulia, che Che è è bellissima. bellissima. È bellissima. È veloce che la devo cantare. Va bene, è un messaggio. Vai sorella, buona fortuna da Giorgio, Anna, Cinzia e Donato. Sono il fratello di Marta. Di Marta, è lei. Io pensavo di Giulia, invece è Marta. Grazie. Maestro Sabino Giulia, Nasco. gli occhiali sul naso, ti sfiora la mente. Con le lenti dopo non vedo niente. Parla di uomini e donne, come solo lei sa. E la camera è bassa, e la mano piano piano che scende. Scopro la dolce vittoria e la sua verità. Giulia ci sa fare, la Giulia è intelligente, la Giulia è qualcosa di più. La Giulia ti accarezza la tua mente, Giulia parla anche per te. Oh, è Giulia che ti tocca, è Giulia che ti porta via da me. Dove il cammino è deserto, il deserto è confine. Calda la luce degli occhi, ti guiderà. Mentre io dovrei essere il tuo o il suo giustiziere. Scopro la dolce vittoria e le sue verità. Che bravo. Vabbè, con Sabino non si sbaglia mai. Ora che... Hai sentito le canzoni? Ti sei un po' emozionato. Non la conoscevi? È una delle più belle canzoni italiane. Sai che non mi occupo di... Ti occupi, Questa ha e una sai voce cantare. che... ragazzi, Sabino, vabbè, Sabino. complimenti. Non conoscevo. Grazie. Allora, sai cosa c'è Porca adesso? ragazzi. Cosa c'è adesso? Porca miseria. Gemma, che c'è? Gemma, glielo diciamo cosa c'è adesso? La ricreazione. La ricreazione c'è. Adesso Ovvero la pubblicità. panno e salame, sì, c'è la pubblicità. Ci vediamo tra poco. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore
giocatore della nazionale italiana di rugby, ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano X. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese, sesta edizione. 3 grandi giornate di gusti, giochi, spettacoli. Autunno Sanvitese, prodotti tipici del Triveneto, mostre, concerti, il mercatino e tutti i negozi aperti. Dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità, i nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano. In centro ad Azzano X. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Bentornati. Allora, come al solito, quando c'è la ricreazione la gente sparisce. In questo momento abbiamo seduti solamente il nostro fido collaboratore Marco Stantini insieme alla splendida Marta. Ma tu raccontaci un po', no? Tu fai la cantante. Sì. A parte essere bella e cantare, cos'altro fai nella vita? Allora, La mantenuta, l'amante? no, diciamo che in questo preciso momento sono in disoccupazione. Disoccupazione? Lavoro. È una nuova figura italiana. Cioè, sono centinaia di migliaia, quindi non è che sei da Esatto, sola, no? infatti, quindi. Ti abbiamo visto, Antonello, che sei in ritardo adesso, eh? Ho appena finito la stagione estiva Al in mare? una gelateria, no, qui
nel pordenonese, diciamo. E dov'eri che non ti ho mai vista? A Sacile. Ah no, ma non bazzico purtroppo, Ecco. non è zona mia. Ecco. E quindi adesso ovviamente, a parte cantare insieme a Sabino e a quell'essere, quello lì, no, che sta mangiando, meno male che ci sei tu, perché avanzano sempre pasticcini. Siccome ci sei tu oggi, Bruno, sicuramente li finiremo. E ringraziamo Gemma, ringraziamo Luca Diana, la pasticceria per cortesia di Corso Garibaldi. Ci dimentichiamo sempre di ringraziarlo perché lui è lo sponsor per quanto riguarda i nostri dolci. Che noi gli regaliamo tantissimo. Assolutamente, anche perché lui è un esperto di frittole e quando entreremo in periodo di carnevale, in certo. tempo di frittole, cioè dal 7 di gennaio, no, che comincia il carnevale, sarà tutta una frittola finalmente. Sì, poi lui è l'esperto. Deve ancora farmi qualcosa con il Baileys, però, che gli avevo già chiesto l'anno scorso. Ma Vediamo se penso che quest'anno rimedia. Penso che te lo farà. A te ti piacciono le frittole a te? Ma non è che ne vado pazza. Per fortuna, Giulia, a te piacciono le frittole? A Giulia è moderna, le piacciono le frittole. Proprio 2 sillabe su Marta. Sì. Marta è una ragazza che ha cominciato a cantare da pochissimo, è una ragazza che ha tantissima anima da trasmettere, mi ha colpito tantissimo la prima volta che l'ho sentita e stiamo portando avanti un bel progetto proprio in questo locale di Sacile che è l'Isola Felice, certo, dove facciamo della musica molto raffinata e dove andiamo ad accarezzare soprattutto le anime delle persone che ci ascoltano, e lei in questo, devo dire, ha una marcia in più rispetto a tante altre ragazze della sua età. Bene, possiamo dire anche la tua età, Marta, o non si dice? No, possiamo. Sì? 23 anni. Sei giovanissima. Sei come Giulia, 23 anni. Sì, siamo dello stesso anno. Siete dello stesso anno. Bene. Allora, sono cominciate le partite in tutti i campionati cosiddetti minori, cominciano alle 14:30. Allora, vediamo che cosa succede in Serie D quest'oggi, grazie anche alla regia che ci manda la sovraimpressione. Allora, questa è la giornata odierna della Serie D: Alto Vicentino, Mori Santo Stefano, Bianco Scudati Padova Triestina, Clodiense Giorgione, Dro Belluno, Cras Repen Fontanafredda, Legnago Union Arzignano, Montebelluna Union Pro e Sacilese Mezzocorona, per una classifica che vede appunto in questa nona giornata della Serie D la classifica tra qua, Bianco Scudati a pieni punti, a 24 punti. Vedete, la Sacilese purtroppo con la sconfitta di domenica scorsa ha perso il treno per agganciare praticamente il Belluno, a 15, il Tamai invece con la vittoria sulla Sacilese è andato a 14, e poi scendiamo, guardiamo ovviamente le nostre squadre, Fontanafredda a 10, il Cras Repen a 7, in questo scontro Cras Repen Fontanafredda di questo pomeriggio, che potrebbe segnare o il Fontanafredda che fa il salto di qualità e va nella parte sinistra della classifica e quindi si avvicina alle prime, o il Cras Repen che diciamo inghiotte nella lotta per la retrocessione del Fontanafredda. Quindi una bellissima partita che seguiremo, come avete sentito, da Monrupino. La Triestina, speriamo nel miracolo appunto del nuovo allenatore a 2 punti, pensa che sarebbe ultima perché il Mezzocorona è partito da mezzo 4, davvero qua. Da mezzo 4 è partito il Mezzocorona. Da mezzo 4 c'è da 2. Bellissimo, mezzo 4. Dico di quelle minchiate che solo io posso farlo in diretta. No, però in musica meno 4 sembrano 2 toni, quindi... Esatto, perché Quindi- adesso ci sono i cantanti che ti dicono ma scusa, in No, che no, ma- tonalità fai questo pezzo? Mi fa meno 3 più 3. Meno 3, sì, no, Sì, vabbè. poi questa magari la raccontiamo perché è Sì, divertente. È divertente. O dunque, naturalmente sono aperto. Gemma. Sì, no, stiamo perdendo i pezzi qua in regia. C'è smontata anche una... Bene, chi è la mia amante? Mia madre? Chi è? No, non credo che sia la tua amante. Ma io volevo salutare un amico che ci ha scritto, che è Eddo di Brugnera, che ci segnalava dei problemi tecnici che ci siamo accorti di aver avuto, quindi lo ringraziamo comunque perché è attentissimo. Grazie. Dopodiché, parlando di rugby, oggi non abbiamo Martina, No. non abbiamo neanche una ragazza perché sono tutte che si allenano. Oggi sì, si allenano, The Badgers si allenano. Esatto, e quindi ci informeranno sui risultati, che attualmente all'8° minuto c'è stata una meta non trasformata per il Rubano, quindi 5-0 Per il Rubano. Sì, Esatto. io non mi intendo, quindi cerco di Esatto, ricordare quello vediamo- che mi dicono. Ecco, dovremmo avere comunque collegamenti con Franco Johan, credo, dal Rugby Stadium di Udine. No, non ci sono, vabbè, comunque aggiorniamo così, allora... Ma Udine- abbiamo, parlando di calcio, perché sai che io vado di palo in frasca, Sì. parlando di calcio abbiamo il nostro Pierantonio Stella che ci parlerà di Sacilese Mezzocorona. Allora la partita è cominciata più o meno a 10 minuti. Buon pomeriggio Pierantonio, come stai? Buon pomeriggio a te Giovanni e a tutti i tuoi ospiti. Sì, detto bene, partita è cominciata da circa 10 minuti, 11 adesso qui per la precisione.
Classica partita a trabocchetto qui oggi allo stadio 25 aprile con la Sacilese che ovviamente parte con i favori del pronostico al cospetto della squadra che chiude la classifica ancora a 0 punti, ma ricordiamoci virtualmente sarebbero 4 visto che il Mezzocorona partiva con 4 punti di penalizzazione e l'ha annullato questo gap proprio domenica scorsa, per cui diciamo che per il Mezzocorona comincia oggi il suo campionato, invece per la Sacilese oggi è una giornata importante perché dovrà dimostrare di aver metabolizzato al meglio la sconfitta beffa di domenica scorsa nel derby di Tamai. Velocemente un'occhiata alla formazione della Sacilese, qualche novità, innanzitutto Peressini al posto di Biasi Manolacca in difesa, grande assente, questo come annunciato, Beccaro che proprio nel derby di Tamai si è infortunato, al suo posto Zironelli opta per quello che ormai comunemente viene chiamato il cosiddetto falso 9, no? Per cui per la spagnola con Boscolo Papo schierato in questa veste diciamo, di finto attaccante ai lati, al centro di Sottovia e di Spagnoli. Per il resto, ripeto, invece d'altra parte un Mezzocorona molto giovane in cui spicca la presenza di Samuele Folla, il talento che proprio qui è partito proprio da Sacile per arrivare l'anno scorso nel professionismo alla Virtus Entella, promosso in Serie B, poi in queste sono le cose inspiegabili del calcio, si ritrova invece a ripartire dalla Serie D e da Mezzocorona nonostante la sua giovanissima età, ricordiamo che è un classe 94. Per cui niente, qui stadio 25 aprile, Sacilese Mezzocorona 0-0 dopo circa un quarto d'ora di gara, per adesso non grandi emozioni, un'occasione per parte, Spagnoli per la Sacilese ha tirato a fil di palo dal limite dell'area piccola, una punizione di Fochesato, difensore trentino, deviata, spaventato viceversa la porta biancorossa. Benissimo, grazie per Antonio, naturalmente linee aperte per qualsiasi cosa succeda allo stadio 25 aprile di Sacile, naturalmente in bocca al lupo ai nostri amici della Sacilese. Grazie, la redazione, ogni settimana la redazione di Pordenone fa un errore, abbiamo segnalato Legnago, non Arzignano, in realtà 0-0 in realtà si è giocata ieri e ha vinto Legnago per 2-1, quindi non so in redazione a Pordenone cosa hanno in testa. Non lo so, è meglio che licenziamo qualcuno a questo punto. Secondo me perché, sì. Allora, aggiorniamo di nuovo per quanto riguarda la situazione del rugby. C'è stata una meta trasformata e siamo a 7-5 per la squadra del Rubano. Ricordiamo che Udine gioca contro il Rubano, appunto, rugby oggi. Bene anche no, perché Rubano, quindi ripetiamo il risultato a Udine, Rubano 7, rugby Udine 5. Eravamo 5-0 un minuto fa, insomma, almeno si muove, no? Sì, ma sai che nel rugby non è come nel calcio, è uno sport molto più dinamico, ecco. Io consiglio ogni tanto di andare a guardare questa partita. Sì, è bello vedere il rugby, se ci manda la classifica prima di questa giornata del rugby, vediamo che insomma come era prevedibile nel girone dove c'è il rugby Udine 1928, ha preso il largo il Tarvisium di Treviso, eccola qui, vedete che il Rubano insomma è abbastanza, con questa vittoria rischia di se dovesse vincere sempre, supererebbe sicuramente la rugby Udine che è in seconda posizione, però in compagnia dei Rangers Vicenza, Valsugana Padova, mentre gli amatori Badia, partiti anche con una penalizzazione, sono veramente ultimi e rischiano una retrocessione. Giovanni, ricorda un po' la Serie A del campionato sloveno, sai che giocano in 12, sì. No? Fanno due gironi d'andata e due gironi di ritorno. Ecco. Io non capisco perché sul tablet tu cosa stai guardando? La Fiorentina sto guardando. Ah, tu guardi la Fiorentina, ho capito. No, nel senso tengo così, mi aggiorno. Sì, pago il servizio e lo utilizzo. Giustamente. Scusa, allora, quantomeno consumo. Non ci giungono ancora novità né dall'eccellenza né dalla Serie D, quindi mi sembra strano che in un quarto d'ora nulla sia successo, tantomeno dai invece Giovanni, gironi di promozione. Cosa diciamo di questa sfuriata dopo la partita di Firenze e di Stramaccioni? Ha fatto benissimo, perché i giornalisti sono perfettamente di rompere i coglioni. Posso dire la mia? Allora, uno ieri sera mi ha chiesto un parere, allora io ho detto che al di là del fatto, a me l'unica cosa non mi è piaciuta la risposta di Stramaccioni, nel senso è stata molto seccata in maniera, però dall'altra parte io dico, essendo che a Udine i giornalisti non sono abituati a ricevere risposte da più di 7 anni dagli allenatori, senza fare polemiche, e poi sono sempre quei 3 che fanno le domande, finalmente abbiamo un allenatore che dice che è lui la guida tecnica della squadra e come tale decide lui. Poi
No Antonello, noi siamo bravi commissari tecnici, siamo bravi stando seduti a fare le formazioni, però alla fine è il mister che decide. Ma anche perché poi, no? Ma questo voglio dire, Non sono funziona perfettamente d'accordo con la risposta data da Stramaccioni. Assolutamente. L'unica cosa, non mi è piaciuto il tono. E invece mi è piaciuto anche il tono, no? Perché ci sono i famosi ruoli, vediamo se anche Sabino che... Prego, si accomodi. È arrivato Roberto Bevilacqua. Roberto Bevilacqua, accomodati. Prego, qua siamo in famiglia, buon pomeriggio, benvenuto. Grazie, buongiorno. E lui cosa fa? Allenatore calcio 5. Allenatore calcio 5, benvenuto naturalmente, e così intervieni anche tu, no? In questa querel di mercoledì, no? Allora, ci sono i ruoli. Allora, io posso esprimere un'opinione che può essere in disaccordo con quella del mister, ma come ha detto lui, io alleno l'Udinese, tu fai il giornalista, stop. Se no, facciamo cambio, io faccio il giornalista, tu alleni l'Udinese. Naturalmente c'è da calcolare che alle spalle di Stramaccioni c'è un progetto sposato in pieno dalla famiglia Pozzo, che non è riguardo a questo campionato ma più stagioni, sposato in pieno, e quindi lui si fa forza anche di questa cosa qua. E soprattutto, e adesso vi lascio commentare, un nuovo corso e non le conferenze stampa copia e incolla, no? Copia e incolla, con Guido Liga era copia e incolla. Guarda, io che... Vedevi una, le viste Scusa, tutte. io che dal 2006 sto facendo le conferenze stampa dell'Udinese, vi posso garantire che negli ultimi anni con Marino e con Guidolin bastava solo cambiare il nome della squadra, il resto è esattamente la stessa cosa. E io ve lo dico perché effettivamente andare a fare una conferenza stampa dell'Udinese per noi vuol dire perdere un'ora e mezza di lavoro per non sentire niente. Poi alla fine sono sempre quei 3-4 che parlano, che sembra che siano il Vangelo secondo Matteo, Don Renzi, e di conseguenza finalmente abbiamo un allenatore che dice le cose come pensa e giustamente dice: se io voglio far giocare Allan saranno azzi miei, anche perché rischio io e non rischi non tu. Però purtroppo un Udine qualcuno è abituato a essere sempre dal signor Pozzo ad avere la sviolinata. Quello che sta dicendo Stramaccioni, no? Perché negli ultimi anni si era visto un po' Guidolin guidato un po' dalla società e questo faceva male sia alla squadra che ai tifosi soprattutto, no? Perché però Guidolin andando avanti questo discorso ha sempre fatto bei risultati. Lasciamo stare l'ultima stagione dove magari c'era un appagamento generale anche, no? Bisognava ricambiare, però Stramaccioni ha le idee chiare, è venuto a Udine, lui si è imposto, ha tolto un po' questa ruggine, ha voluto un po' fra virgolette cambiare anche il modulo della squadra, anche se diciamo quei 5 a metà campo io cambierei qualcosina perché dopo ricordi che l'allenatore sono io no, ma le critiche si possono fare, bisogna vedere come, no? Bisogna anche, chiaro, in funzione dei giocatori che hai, e in funzione anche della squadra che affronti, ovviamente. Ma poi un attimo, fermi lì che abbiamo fermi tutti, perché tu hai detto non succede niente e giustamente ogni volta che lo dici arriva qualcuno ed è Maurizio che con questo tono sembrava, guarda, e invece perché tira a Morrupino c'è la Bora, hai capito? Ah, allora, per quello. Collegamento con Morrupino, classe Le Pen, Fontana Fredda, Maurizio! No, è perché io sono abituato a volare basso, quindi non mi entusiasmo mai fino alla fine delle partite. E niente, abbiamo segnato, abbiamo fatto un bellissimo gol con un'apertura in profondità di Tonizzo sull'esterno, di prima è arrivato al Cantana alla messa in mezzo e Salvador dall'area piccola ha insaccato. È tutto bellissimo veramente. Ecco, avete fatto anche bene perché parlavamo prima del draw e il draw si è portato in vantaggio col Belluno, pensa. Quindi draw 1 però insomma avendole viste tutte e due ritengo che l'uno insomma alla fine riuscirà, spero a recuperare il risultato, ecco. Speriamo per il Fontana Fredda ovviamente, perché ricordiamo che il draw è subito dietro il Fontana Fredda. Allora comincia bene la partita, naturalmente manca tantissimo perché siamo solamente al 21esimo, però insomma dai, è bene partire col piede giusto, va bene? Certo, grazie. Grazie Maurizio. E allora, anche Morrupino è terra di conquista, nel senso che... ma non è mai facile andare a giocare là. Però finora non ha mai vinto, se non ricordo male, il Crassi in casa. Non vorrei dire... in trasferta, mi sembra. Sì, però non ha mai vinto in casa. Non vorrei dire una castroneria, ma non dovrebbe aver mai vinto in casa. Allora, per quanto riguarda dunque la Serie B, aggiornamenti, solamente 2 partite si sono sbloccate, come abbiamo sentito, Classe Le Pen 0, Fontana Fredda 1 e Draw 1, Belluno 0. Questo è un risultato clamoroso, visto le posizioni delle rispettive squadre in classifica. Il Belluno è terzo e il Draw invece naviga nei bassi fondi della Serie A. Io direi adesso, siccome c'è il gioco, no?
Quasi quasi adesso, siccome sono un po' stanco di stare in sto studio, con il teletrasporto me ne vado a Casarsa, perché c'è un'altra bellissima bionda come te, che è venuta da Tarvisio proprio per me, per noi, per l'altra domenica, che vediamo le quote delle due partite proprio del gioco 1x2, ovvero sia Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Genoa. E allora io mi trasformo, faccio un barbatrucco e adesso sono a Casarsa, linea a me stesso a Casarsa. Guarda che roba. Tu mi devi spiegare, no? Tu sei a Tarvisio, ma sei venuta giù oggi pomeriggio solamente per darci le quote. Incredibile il tuo attaccamento all'altra domenica. Veramente, mi stupisco anch'io. Non so come ho fatto. Penso con la macchina. Sì, penso anch'io. Col treno. No, beh. No, ma che tempo è a Tarvisio? Fa freddo. Fa freddo, molto freddo e fa freddo. Cosa fa Ci freddo? stiamo spiando. Salutiamo. Chi abbiamo oggi al Pasciano? Oggi, c'è Lucia, c'è. No, non ci sono neanch'io, a dir la verità. Sì, vabbè. Tu sei venuta qua, adesso ci sei, no? Sì. Ci sono, c'è la Virna. La Virna. La Virnetta. E poi la Lucia e la Virna allora? Sì, in teoria sì. Ecco, non sono sicura, ma sì. Perché non l'abbiamo vista girare la Lucia ancora oggi pomeriggio? Oggi no, oggi è a casa. Allora, abbiamo qua una delle bottiglie incriminate di cui parliamo dopo, ovviamente. Eccola qua, anche fresca, eh? Sì, temperatura ambiente, tanto meno 50 gradi. No, dai. L'hai portata a Tarvisio? Non si è gelata? Me le porto giù ogni volta. Ah, perché quando vai su poi fai la valigia? Esatto. 2 valigie? Esatto, una di rosso e una di bianco. Addirittura? Beh, non ci facciamo mancare niente, no? Assolutamente. Allora, domenica 2 novembre le partite per quanto riguarda il nostro gioco che si chiama 1x2. Brava. Sono Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Genoa. E allora, Chiaretta, andiamo. Ah, no, ci siamo dimenticati. Ciao da Casarsa! Beh, dove volete che siamo? Non siamo a Tarvisio, non ci sono le montagne, siamo a Casarsa. Adesso metto magari dei filmati di Tarvisio, No. insomma, impressione. Che ho girato ieri sera. Quando ti ho visto uscire dal. Ti ho seguito, ti ho visto uscire dal locale. Quale? Quello dove sei andata col tuo fidanzato. Ma siete ancora insieme? Sì, stiamo per far 5 anni. Fateci gli auguri, tutti quanti. Qual è la data incriminata? E l'Halloween il 31. È giù, perfetta. È vero però. No, è vero. Auguri allora. Grazie. Quindi 5 anni e il 1 novembre, dunque oggi sei ancora insieme a lui, siamo il 2? Sì. Vediamo di darci un taglio a sta storia. Speriamo siamo. Allora, torniamo alle quote, vediamo che cosa ci propone la SNAI, sempre giocare responsabilmente qua a Casarsa con la Chiaretta per Sampdoria-Fiorentina. Allora, l'1 2,60, l'X 3,20 e il 2 2,75. E invece ovviamente quando gioca l'Udinese c'è sempre l'Udinese, quindi vediamo Udinese-Genoa. 1 1,95, X 3,20 e il 2 4,25. Quindi diciamo che l'Udinese da questa quota dovrebbe essere particolarmente favorita. Speriamo. Speriamo vada bene. Speriamo in Totò. Siamo qua. Speriamo in lui. Ma tutti stanno giocando bene. Bene, queste dunque sono le quote per giocare all'1x2. E tu come mai non hai mai vinto? Tu che sei sempre alle quote giochi ma non hai mai vinto. Perché sono fortunata in altre cose, in altri ambiti. Vabbè. Ovvero quali, scusa? Si dice sfortunato nel gioco, sfortunato in amore. No, fortunato. Che culo. Sfortunato uno in. No, in amore. Perché sì. ricordiamo che l'altro ieri hai fatto 5 anni. Non sarebbe ora di smetterla? No, finché. Comunque se volete mandare sms a conforto che Chiara lasci il fidanzato, il numero è qua sotto. Ma che li mandino direttamente al mio qua in moroso. televisione, a noi in trasmissione 348 294 7672 che è lo stesso numero per mandare ovviamente l'1, l'X o il 2 per le due partite. Ma quindi che tu non hai mai vinto, ma se tu dovessi vincere che cosa vinceresti? Senti che poesia che ho fatto. Allora, visto che noi in friulani siamo amanti del vino, sì. Vincerei 6 bottiglie di vino, 3 di bianco, Chardonnay. Che casualmente abbiamo qua. Guarda, strano. ma come mai? Non lo so. Le hai portate tu da Tarvisio? No, sono così fredde? Sono. No, è frigo. Questo è frigo. Il frigo? Questo frigo, semplicemente. Tarfrigo invece che il Tarvisio. Ecco, Tarfrigo. Ecco, ci mancava il Tarfrigo.
Ecco, e 3 bottiglie E 3 di rosso e Montepulciano d'Abruzzo. Bene, allora io la settimana scorsa ha vinto un amico che il nome non lo so, che andrà a ritirare le bottiglie appunto all'interno di uno dei bar della catena del Bar Pascià, e allora noi ti lasciamo andare a Tarvisio, tornare a Tarvisio, grazie di essere venuta giù. Di nulla. Ecco. E quindi l'aperitivo dobbiamo andare a fare a Tarvisio, io e Gemma. No dai, vi lascio in compagnia delle mie splendidissime colleghe. Allora salutiamo la Lucia e la Virna, stasera. che sono qua a Pascià, e quindi finita la trasmissione, ma anche adesso, tutti a Pascià a Casarsa. Noi Esatto. vi aspettiamo. Quindi noi invece ci vediamo non domenica prossima, ma tra 2 domeniche. Sì, anche forse tra 3. Forse anche 3. Vediamo. Chissà chi prenderà il posto di Chiara. Ho un'idea. Sei già tu? Un sentore. Un sospetto. Un sospetto. Va bene, allora salutiamo tutti, l'appuntamento con Casarsa naturalmente per domenica prossima, non con la Chiara, chissà chi sarà. Ciao a tutti, ciao! Ciao ciao. Ti prego. Di non farla persa. Esatto, che adesso non ho più cagate da dire. Il Barbatrucco sono di nuovo qui, perfetto, hai visto che bravo? La giacca era la stessa? No. Infatti guarda, gli hanno fatto anche un cartellone al posto dallo stadio in questo momento. Hai visto? Che gusta questa intervista, questo collegamento? Sì, non ho più niente da dire. Allora, abbiamo dei collegamenti perché si sta succedendo un po' di tutto, si sta succedendo bellissimo, un po' di tutto in Serie D. Penso il primo collegamento sia con Sacile, vediamo se è vero. Forse, boh. Sì, c'è Pierantonio Stella per allora, noi. Pierantonio, l'aggiornamento mi sembra negativo. Non c'è Pierantonio. Abbiamo dei problemi, scusateci quest'oggi, che abbiamo risolto proprio pochi minuti prima di andare in onda, e quindi abbiate pazienza. Comunque anticipo io a Sacile, il mezzo Corona incredibilmente è andato in vantaggio con la Sacilese, quindi Sacilese 0, mezzo Corona 1, vediamo se riusciamo a collegarci per sapere che cosa è successo e come sono andate le cose per questo gol del mezzo Corona. Come più tardi avremo collegamento con Monrupino, dove il Fontana Fredda ha raddoppiato, e quindi Cras Repen 0, Fontana Fredda 2, pensate boom boom, proprio in mezz'ora il Fontana Fredda, diciamo che tra virgolette potrebbe aver risolto la partita, ma non si sa mai in questi casi, insomma in queste categorie ci possono essere sempre delle sorprese. Nel frattempo entra in campo l'Udinese. Omar, come è schierata? Allora, con il solito modulo 4-4-2, secondo i canoni nuovi di Coverzano, allora l'Udinese si schiera con Carzeni tra i pali, difesa confermata, dunque batteria centrale difensiva con Ertò e Danilo, mentre Widmer e Piris fungono da terzini, Guilherme Allan e Bruno Fernandes a centrocampo, Di Natale Terò centravanti d'attacco, Conè che in teoria gioca dietro le punte o in caso di emergenza si sposterà a destra a coprire la fascia. Se vuoi ti dico anche quella del Genoa, che è stata cambiata in 6 minuti. Sì, oltretutto anche a San Vito purtroppo il risultato è cambiato, San Vitese Vesna 0-1. Beh, ma qua diciamo che era... E per quanto riguarda il rugby invece siamo a 28-5 per l'Udine dopo la quarta meta trasformata, e adesso dovrebbe esserci Pierantonio Stella, spero. Dunque, 28-5 per rugby Udine. Vediamo se abbiamo Pierantonio Stella. No, abbiamo un bel fischio al posto di Pierantonio Stella. Sicuramente a Sacile San Liberale, sai che c'è la fermata della Esatto, Torino. sì, È attaccata allo stadio. Lo so, è lì. Ecco l'Udinese. Vai, Vai, no. eccolo. Indovinate chi? 25 secondi. È sempre lui, è sempre 25 lui. secondi Di di Natale. gioco. Sì, ma voglio dire, allora adesso, perdonami, tu sei allenatore. Rivediamo adesso. C'è una voragine. Esatto, racconta. Ma come si fa? Disattenzione. Ma la Madonna, non è una situazione con il cratere. Vediamo. Scaglionati male. Ecco l'azione. Beh, Quella l'ha persa. Persa palla, loro belli larghi, noi in difesa. Si sono dimenticati. Deve essere stato Greco a perdere palla a centrocampo, vediamo se è vero. Si sono dimenticati di Totò. Stessa azione di domenica scorsa, Allora, vita clamorosa, e di Natale va Roberto, io posso capire che ti dimentichi di Terò, ma su Totò gli devi mettere il velcro, uno col velcro attaccato così alla maglia che lo segue tutto il campo, no? Credo che sia uno dei gol più veloci in assoluto. Sì, no, il record mi sembra sia di Mazzola, proprio in un Milan Inter del 62-63, 19 secondi, mi sembra una roba del genere. Roberto.
purtroppo è un killer, lui le sente, no, quelle situazioni lì, probabilmente lui ha il DNA del goleador. Ma io posso capire il gol con l'Atalanta, sbaglia il difensore, no? Vi ricordate anche con l'Empoli, il gol con l'Empoli, una disattenzione, un passaggio dietro, lui era già lì pronto e quello lui ce l'ha nel sangue. No, bene, per noi quindi siamo già in vantaggio. Anche perché quindi è l'unico che segna e finalmente ricomincia il volo, siamo in questo caso andiamo a 19 punti, quindi superiamo di nuovo il Napoli in classifica, ci ha superato ieri sera 199esimo gol tratto di Natale. 199esimo probabilmente avrà già la maglietta con i 200 gol. Perché oggi è facile, se vista la difesa del Genoa, no? Che ne faccia un altro, cosa dici? Sì. Nel frattempo in Serie D non c'era dubbio, l'Alto Vicentino segna col Mori Santo Stefano 1-0 e dunque ricapitoliamo la Serie D quando siamo più o meno al 32esimo minuto, un minuto più, un minuto meno a seconda dei campi. Alto Vicentino, Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Padova, Triestina 0-0, Clodiense Giorgione 0-0, Drobelluno 1-0, Crasso del Pene Fontana Fredda 0-2, Legnago Union Arzignano 2-1 giocato ieri, Montebelluna Union Pro 0-0 e purtroppo Sacilese Mezzocorona 0-1. Vediamo, non mi sembra che abbiano risolto i problemi tecnici, vediamo se abbiamo qualcuno in diretta, qualche aggiornamento. Gemma. Sentiamo se siamo riusciti, altrimenti prendiamo il traslatore e lo facciamo volare fuori dalla finestra. Pierantonio, ci sei? No, non c'è. Direi, facciamo alla vecchia, come si diceva prima, no? Proviamo a fare alla vecchia. Microfono sulla cornetta, che tanto la ventosa. Va bene uguale, quindi si parla degli anni inizio delle radio libere, se ti ricordi, Radio Sound, e io e te ragazzi. c'eravamo, Radio Sound, quindi ragazzi. pensa Giulia quanto vecchi siamo. Già. Se io e lui c'eravamo. Allora, vediamo se ci sono dei problemi tecnici. C'è stato un problema prima anche sulla pubblicità, io direi andiamo a fare Eccolo. merenda. Troppo lungo. Io e te andiamo a fare merenda adesso. Cosa ti piace? A che ora fai merenda tu di solito? Per le 4. Per le 4, vabbè, oggi anticipiamo. Vabbè, Ne lo facciamo stesso, 3 dai, va adesso. bene. Facciamo 3 merende alle 3, alle 4, alle 5 e quindi bene. c'è Quindi ricreazione. Pubblicità. Ricreazione. Non so. Qualcosa c'è, vediamo cosa succede. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese, sesta edizione. 3 grandi giornate di gusti, giochi, spettacoli. Autunno Sanvitese, prodotti tipici del Triveneto, mostre, concerti, il mercatino e tutti i negozi aperti. Dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco
Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito e le grandi serate. Ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio. Il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Bentornati, qua come vedete c'è festino come al solito, tanti aggiornamenti per quanto riguarda l'eccellenza. Allora andiamo subito a darveli. Chios Gemonese 2-0, giocata ieri Lumigliaco Virtuscorno 1-2, giocata sempre ieri Manzanese ESM Gradisca 3-2. Come abbiamo saputo a San Vito il Vespa è andato in vantaggio 1-0 e attenzione perché il 13° è andato 1-0 sul Torre, mentre l'UFM Monfalcone Zaule e Rabuiese siamo ancora sullo 0-0, esattamente come Tolmezzo e Oltre 0-0, però questa giocata ieri e piano piano dunque l'Oltre riesce a fare i primi punticini, pareggio domenica scorsa proprio con la San Vitese e ha pareggiato ieri a Tolmezzo su un campo sicuramente non facile. Questo per quanto riguarda l'eccellenza. Vediamo se è cambiato qualcosa in Serie D. Benissimo, anche il computer mi dice male quest'oggi. Vediamo se riusciamo ad aggiornare la pagina immediatamente. Sì, un risultato è cambiato, la Clodiense è andata in vantaggio sul Giorgione per 1-0 e allora andiamo a vedere, ricapitolare tutte le partite per quanto riguarda la Serie D quando siamo più o meno a 5 minuti, anche Montebelluna gioca, gli dice male quest'anno al mio amico Pasa a Montebelluna perché è andato sotto. Allora quando mancano più o meno 5 minuti alla fine dei primi tempi in Serie D vediamo i risultati. Alto Vicentino Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Padova Triestina ci risulta ancora 0-0, speriamo che sia così. Ti confermo. Mi confermi ancora 0-0. Benissimo, Clodiense Giorgione 1-0, Drobelluno 1-0, Castre Pei Fontana Fredda 0-2, Legnago Union Arzignano 2-1 giocata ieri, Montebelluna Union Pro 0-1 e Sacilese Mezzo Corona 0-1. Questi dunque i risultati per quanto riguarda Serie D ed eccellenza detti prima, mentre invece in Serie A Omar Costantini è tutto fermo a parte Udinese. Udinese 1, Genoa 0, ricordiamo dopo 25 secondi il gol di Di Natale che ha permesso alla formazione friulana di passare in vantaggio. Velocemente ricordiamo Chievo Sassuolo, oggi seguiremo, Sampdoria Fiorentina e Torino Atalanta, poi stasera c'è Milan Palermo e domani altre due partite nello spezzatino spezzato della Serie A. Bene, Roberto, tu che segui ovviamente, essendo allenatore, segui sicuramente con un occhio d'attenzione, l'attenzione del genere in avanti, brutta azione, gran parata, vabbè, questo è un muro, è un muro, no? Allora, facciamo una battuta su questo portiere, parcheggiato a Granada, arriva qua perché doveva andare via Scuffet, ruba il posto a Scuffet, secondo me Scuffet non gioca neanche l'amichevole. Senza voler adesso essere profeta, no? Io ho detto dall'inizio, questo portiere qua è un portiere che deve giocare assolutamente, altrimenti doveva andare via. Eh sì, ma infatti era arrivato l'ultimo giorno perché doveva andare via Scuffet, ha 29 anni, ha una 26. grande... 29. A me risulta che aveva 26 Carzenis. Vabbè, comunque quello che è. Comunque una grande esperienza internazionale, ha fatto un grande mondiale, ha bloccato anche Messi nella partita con l'Argentina.
Per me era uno che doveva giocare dall'inizio. Dopo mi dispiace per Scuffet, ma Scuffet è giovane, bisogna farlo crescere. Assolutamente. Magari poteva essere che le prime partite magari le sbagliava e lo bruciavamo subito. Esatto. No? Quindi avrà sicuramente tempo di crescere, di migliorare, sicuramente sarà un, diciamo, per l'Udinese sarà futuro e spero anche... Senti Roberto, promettono bene invece Meret, no? Promette bene. Sì, Meret è un altro. Sembra che sia non, già sotto non è le un caso che tutti e due giocano Sai perché? nella nazionale. Sai perché? Perché uno che esce dalla porta è una grinta incredibile, Sì, mentre sì, Scuffet Scuffet è ancora... più stile Zoff nella propria sì, ancora area un po'... piccola, no? Gemma. Sì, dovremmo avere Pier Antonio Roberto. Stella. Sì. Vediamo se ce la facciamo con Pier Antonio Sacile. Prego Pier Antonio, ci sei? Sì, ci sono Giovanni, tutto risolto, problemi di collegamento, ma veramente ho tanto da raccontarvi. E allora prego! Ho tanto... Ecco, scusate, c'è un'azione pericolosa in diretta della Sacilese. Beh, è successo in questi minuti che non ci siamo sentiti. Innanzitutto partiamo dal risultato. Sacilese 2, Mezzocorona 1, ma è stato veramente un inizio shock per la Sacilese, che si è trovata velocemente in svantaggio con il numero 11 Oller. Il Mezzocorona aveva tramutato un'azione che inizialmente è orchestrata dal numero 9 Bentivoglio, una conclusione del limite, palla che torna in campo e Oller da pochi passi e deposita. A questo punto Zironelli veramente ha tirato fuori, come si suol dire, il cosiddetto coniglio dal cilindro, perché ha cambiato fuori il Grion, dentro Sakayeva, per cui fuori un centrocampista, dentro questo attaccante classe 96 che l'anno scorso ricordiamo essersi laureato capocannoniere del campionato juniores con la maglia del Pordenone. Ebbene, Fatmir Sakayeva, autore di entrambi i gol con cui la Sacilese ha ribaltato il risultato. Dopo appena 2 minuti dal suo ingresso in campo, con un preciso diagonale su assist di Beccia, e pochissimo tempo fa, precisamente 2 minuti fa, al 41esimo del primo tempo, ha raccolto uno spiovente, questa volta di Boscolo Papo, ha tentato la girata, ha ripreso la palla e nel frattempo rimasta lì nei suoi piedi e ha tramutato di potenza da pochi passi. Per cui quando ormai manca pochissimo alla fine del primo tempo, Sacilese 2 e Mezzocorona 1, con protagonista veramente questo giovane che è entrato a circa la mezz'ora e ha ribaltato da solo la partita. Benissimo, naturalmente tutto ciò grazie ovviamente ai vostri dirigenti che riescono sempre a scovare grandi giocatori giovani, voglio dire, Pier Antonio. La storia si ripete, voglio dire, no? Sì, ecco, veramente siamo... Dici bene, sicuramente i nostri dirigenti sono molto attenti, quello che sappiamo, insomma, ai cosiddetti fuori quota, ai giovani che soprattutto in questa categoria fanno la differenza. Nel caso specifico un plauso particolare, insomma, a Zironelli, che ha avuto anche l'umiltà, quindi si passi il termine, insomma, di correggersi in corsa dopo neanche mezz'ora di partita, cambiando un po' quelle che erano tutte le sue scelte iniziali, e a puntare su questo ragazzo che veramente l'ha ripagato come meglio non avrebbe potuto. Benissimo, grazie a Pier Antonio, scusaci per i problemi tecnici, ma oggi qua è tutto un... vabbè, hai capito cosa. Ci mancherebbe, a presto per i prossimi aggiornamenti. Grazie Pier Antonio Stella, in eccellenza la Gemonese accorcia sul Chions, e quindi Chions Gemonese 2-1, mentre Cordenons Charlis Muzzane ancora 0-0, San Vitese Vesna 0-1, Tricesimo Torre 1-0 e Monfalcone Zaule Rabuiese 0-0. In Serie D è cambiato solamente a Sacile, abbiamo sentito 2-1, per il resto i risultati sono quelli di prima. Gemma? C'è un risultato cambiato a Fontana Fredda, adesso non so se l'avevi detto o no, perché A era un attimo Morrupino. Sì, scusami, ma per il Fontana Fredda. E c'è Maurizio Mazzon che siamo riusciti finalmente a recuperare al telefono. Maurizio, sei in una zona dove è particolarmente buono il prosecco. Hai stappato la bottiglia? No, siamo 2-0, abbiamo raddoppiato ancora il conservatore, finito in questo momento il primo tempo. Ecco, e allora stappa la bottiglia, no Maurizio? Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Scusatemi, io vi sento poco, adesso ho cominciato a parlare con l'altoparlante qua. È un classico, Maurizio è stato l'altoparlante. Va bene, grazie Maurizio, ci sentiamo dopo con i commenti anche di Omar Costantini. Allora, alla fine dei primi tempi stiamo aspettando di avere tutti i risultati confermati dalla fine dei primi tempi per poter aggiornarvi appunto per quanto riguarda Serie D ed Eccellenza, e poi piano piano vedremo anche la promozione sia Girone A che Girone B. Ma tu Giulia, di che squadra sei? Dove hai il cuore? Qual è la tua squadra che ti piace di più? Se ce n'è una, se non ti piace il calcio?
Non sono una grande appassionata di calcio. E cosa fai qua oggi, Comunque Udinese. Beh, qua se no. Già se dice Juventus andavi fuori immediatamente. Perché qua non sono molto... magari Roberto Juventino, no. No, tu sei triestino, non io sono juventino. Sono friulano e quindi sposo la causa dell'Udinese, anche se da bambino tifavo... Che cosa? Inter. Bravo, tifavo Inter, però... Ha la fisionomia dell'interista. Attento, perché da bambino io non tifavo Inter, ma siccome c'era un tal Boninsegna, io adoravo Boninsegna. Infatti la prima maglia che mi ha regalato il papà, che avevo 6 o 7 anni, era quella volta non c'erano i nomi, era il numero 9 dell'Inter, anche se io sono sempre stato di Bonimba. Comunque faccio parte anche del nuovo club Friuli di Corno di Rosazzo di Dolegnano, dove Omar è stato... vi ho tenuto a battesimo. Ci ha tenuto a battesimo circa un mese fa, quindi sì, l'Udinese ho l'abbonamento, vedere l'età non ho anche si l'abbonamento vede, ho anche l'abbonamento dell'Udinese, quindi sì, diciamo sono udinese al 100%. Al 100%. Ma è anche giusto, insomma, stare vicini. Poi, soprattutto, io penso che io e te siamo vicini come età, abbiamo vissuto quella grandissima cavalcata, no? Con Giacomini in panchina, Bonola, Fanesi, Lenarduzzi. Nel 76 è cominciata. Esatto, Del Neri, ti ricordi? Vritz, grandi partite, della grandi Corna. soddisfazioni. Soprattutto mi ricordo, a maggio del 77, inaugurazione Stadio Friuli, non mi ricordo se era il 12 maggio. Un allenatore Fongaro. Ecco, un tal Udinese Triestina 6-0. Grazie. Io mi ricordo di un 1-1 con rete di Dri per la Triestina. Ha fatto 2 tunnel a zampa a Beltrame. Sì, però quella volta là, se ti ricordi, nella Stadio Friuli non c'erano neanche ancora le curve, era in erba. Io sono stato con mio cugino in curva nord, ed è stata una goduria vedere, ma non perché era la Triestina, perché era un derby, c'era comunque un po' di campanilismo, no? E da lì è partito lo squadrone, che poi se non avesse vinto quella partita l'Udinese, e da lì è cominciata, non era benissimo quell'anno in Serie C, no? Invece da lì ha cominciato a vinte tutto, o quasi tutte. Poi l'anno dopo con Giacomini abbiamo vinto, siamo andati saliti dalla Serie B alla Serie A, e da lì è cominciato. Poi Giacomini è venuto a Trieste e se l'ha fatto. È stato un grande perché tanto. Lui ha sposato la zona in quegli anni lì, in quelli che erano tempi pionieristici. E pensa che l'anno che l'Udinese è andato in A, per il calcio scommesse, il Milan è andato in B. E Giacomini, siccome è arrivò terzo, lasciò l'Udinese e andò ad allenare in Serie B. No, era già andato la stagione dello scudetto, allora 79-80, abbiamo preso l'Udinese va a Orrico, arriva a Orrico e poi, se non ricordo male, Perani o qualcosa del genere. Perani il primo anno della Serie A. So che c'è stato Orrico per un periodo insieme a Perani, roba del genere. No, era Perani il primo anno. E Giacomini andò al Milan, andò fuori subito, no, in Serie A. Andò fuori al primo turno di Coppa dei Campioni, tra l'altro oggi ricorre anche il compleanno di Rick Albertosi, per 75 anni, che fece 0-0 a Oporto con il Porto e poi prese il gol nel ritorno 1-0 a 25 minuti dalla fine, adesso mi ricordo chi fu il marcatore, e da lì poi cominciò tutta una serie di sguidi tecnici all'interno della squadra e arrivò terzo alla fine del campionato, ma venne retrocesso per il famoso scandalo con la partita con la Lazio, che poi alla fine insomma... Visto che si è innescata questa cosa che è un po' la storia del calcio, no? Di tanti anni fa, ricollegandomi a quello che diceva il nostro amico in fondo, sui 2 tunnel. Ecco, io devo dire, pensate com'era diverso il calcio un tempo. L'allenatore, il nostro allenatore, ci impediva di giocare, di fare quella giocata. Il tunnel non lo voleva, perché era come deridere l'avversario, anche se il tunnel avrebbe portato ad una situazione di gioco importante per fare gol. Questa era la filosofia di alcuni allenatori di quell'epoca là. Noi parlavamo al nostro allenatore ci parlava e noi eravamo sull'attenti con gli occhi verso il basso e ascoltavamo come se fosse la Bibbia quello che diceva lui. Certo, quella volta era così. Ti fermo un attimo perché c'è Gemma. Sì, si è chiuso il primo tempo per quanto riguarda il rugby, fermo risultato sul 28-5 per Udine. E ringraziamo anche Eddo che dice: forse nella scaletta della Serie D avete dimenticato Union Ripatamai. Sì, può essere. Un tifoso, può essere, perdonaci. È la redazione di Pordenone che non funziona. Sì, scusateci. Bisogna licenziare chi sta in redazione a Pordenone. Pareggio del Genoa con e adesso è dura. Difensore centrale.
Dovrebbe essere, aspetta, vediamo, dovrebbe essere Romagnoli, no, Roncaglia forse. Che si gira magari, finisce in esile. No, ma il colmo, sai qual è? Che una volta non avevano i numeri, avevano solo i numeri, sapevi subito chi segnava. No? Oggi con i nomi non sai chi è. Infatti vediamo questo tiro al volo, molto bello. Imparabile. Gran gol. Marchese? Marchese il terzino. Sì, una volta su Che gol! Un bel tiro al volo dai 16 metri. Grande coordinazione. Sì, bella coordinazione. Cioè, proprio un tiro al jolly volo. però. Il classico gol della domenica, Sì. come si dice. Però grande coordinazione, come dice il mister. GP, comunque c'è un inviato, c'è Daniel, scusami, che voleva raccontarci, visto che è finito il primo tempo, come è andato. Allora andiamo a San Vito d'Agliamento per questo scontro importantissimo dell'eccellenza, San Vitese Vesna. Prego Daniel. Giovanni, come avevi detto tu, ce l'abbiamo molto dura oggi e stiamo perdendo. Al 30° del primo tempo di rovesciata il numero 10, il bomber del Vesna, ha segnato il numero 10 Muyesan, ha segnato un bellissimo gol in rovesciata e purtroppo il portiere del Zorda della San Vitese non ha fatto altro che alzare le mani e mandare a quel paese. Purtroppo oggi, sì, stiamo perdendo anche oggi. Volevo dire, al quinto minuto il numero 11 del Vesna Leise ha tirato un insidioso tiro all'incrocio dei pali e il portiere della San Vitese Desordo ha fatto una miracolosa parata. Al 20° minuto invece è stata una bellissima azione per la San Vitese con il numero 3 Gucciardi, che ha tirato un cross in area del Vesna e il suo compagno di reparto Sannino ha tirato di testa sul 7 anche il portiere del Vesna ha fatto una bellissima parata. Poi, come dicevo, al 30° minuto il numero 10 Muisan ha segnato un bellissimo gol in rovesciata e dopo 2 minuti la San Vitese ha beccato una traversa con il numero 2 Venier. Questo è al comunale di San Vito. Purtroppo, come avevi detto tu, ci abbiamo molto dura. Io pensavo è un miracolo, ma per adesso... Ma a parte che manca ancora un tempo e il mister Tomei non è proprio l'ultimo arrivato, quindi riuscirà magari, speriamo, per gli amici di San Vito ovviamente, a mettere a posto le cose. Vorrei ricordarti che colui che ha fatto la rovesciata, Muyesan, ha giocato per anni in categorie superiori, anche mi sembra in Lega Pro in Serie B anche. Quindi, si vede la differenza. Anche a Trieste. E qua aspettiamo anche Santa Madonna di Rosa, che dicevi. Sì, esatto, ma dovete trasferirvi là proprio, no? Non che arrivi lei lì. Perché lei ha tante robe da fare. Attenzione! Mamma mia! No! Ai. Sbandamento dell'Udinese. E Nilsson. Da un errore sì. Daniel, vedi che va male anche qua da noi. No, adesso dirò di portare tutta la squadra qua, Madonna di Rosa, per farli un po' battezzare qua dai amici fraticelli qua. Va bene, grazie Daniel, ci sentiamo Daniel. Fermo lì Daniel. Sì. Daniel, salutami Tomei, digli che sono Sabino. Salutamelo. Sì. E digli che se volete recuperare il risultato tu dovresti cantare una canzone di Elton John, visto che ti chiami Daniel. Sì. Va bene. Va bene, grazie. Okay. Anche qua il portiere dell'Udinese aveva fatto il suo perché era riuscito a intercettare. La difesa è andata a farfalle, come si dice in questi casi. Non può commettere un errore del genere. La palla o gli arriva al portiere veloce, e adesso purtroppo è dura. Non puoi smorzarla, quello lo fai nell'area avversaria, ma non a metà campo, ma non al limite dell'area piccola. Adesso è dura. Senti, Napoli-Roma di ieri, ad esempio, i 2 gol sono nati per 2 clamorose sviste difensive. Perché sia il primo gol del Napoli, sia soprattutto il secondo, con la difesa della Roma piazzata, questo è andato via tranquillo davanti a 4 giocatori, l'ha messa dentro senza nessun problema. È un po' il sintomo, permetti Roberto, del declino del calcio italiano, dove si lavora poco sulla tecnica e si lavora troppo sulla tattica. Siamo in un periodo un po' di stasi, no? Il calcio italiano sta attraversando un brutto momento. La dice lunga anche che non ci sono più campioni. Esatto. Purtroppo quando mettiamo il naso fuori dall'Europa, fuori dall'Italia, prendiamo 7 a casa nostra. E le prendiamo e purtroppo dobbiamo ripartire. Io l'ho già detto a suo tempo, intanto dobbiamo ripartire dai settori giovanili, dobbiamo cercare di far crescere i nostri giocatori, come abbiamo fatto tantissimi anni fa che hanno chiuso le frontiere.
purtroppo, ahimè, Beh, adesso non lo puoi più fare, esatto. Sì. Però cerchiamo di far crescere i nostri ragazzi. Io non posso pensare che non ci siano due terzini di una squadra primavera che possano giocare a livello dei due tornanti che giocano in fascia nell'Inter, Diciamo, che sono un disastro, cioè il brasiliano e quell'altro, cioè, sono una cosa parole sante, pazzesca. Io non posso pensare che in una formazione di ragazzi italiani in primavera non ci siano almeno due che giochino alla stessa maniera, perché cioè, sono inguardabili. Mi fermo un attimo perché c'è Gemma. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la promozione girone A, Porcia Bannia 2-0. Dopodiché è arrivato un messaggio che dice così: ciao a tutti, ci fate sentire il mitico maestro Sabino con Bruno Del Ben, possibilmente con la canzone Isopaz di Pino Daniele. Chi è questo? Sono Antonio del caffè Antico Bottegon di San Vito a Tagliamento, che dice che è nostro cliente. Sì, è mio cliente. Ciao Antonio, ciao a Sabrina, mi sembra di ricordare, che figuracce, non mi ricordo i nomi. Ok, prossimo pezzo, dedica richiesta, bellissimo, mi sembra di essere nelle radio anni 70, ti ricordi dediche richieste? Un trino di auguri, Radio Capodistria ha fatto scuola, caro. Un Chi trenino. era Luciano Minghetti. Luciano Minghetti. Fantastico. Che le due Geniale. canzoni più ascoltate a Radio Capodistria, più richieste, erano una Bella Ciao. Esatto, perché per non sbagliarsi. E Mamma. Sì, perché Bella Ciao era ancora in guerra fredda, se ti ricordi. quindi. Sampdoria 1, Fiorentina 0 intanto. Ecco, Sampdoria 1, Fiorentina 0. Quindi oggi Genova gode. Quindi stai buono che non è finita, per cortesia. Allora, per quanto Poi ricordiamo che il sindaco di Udine è di Genova. Però voi parlavate prima di Ramaccioni, no? Lo stiamo vedendo adesso. Ramaccioni diciamo una persona decisa, una persona che ha carattere. Però sai, quando non si fa la gavetta, come lui non ha fatto la gavetta e non ha giocato a certi livelli, è difficile stare su una panchina. Diciamo però che a Udine lui ha giocato a Bologna fino alla primavera, dopo si è rotto. Diciamo comunque, ricordiamo che il secondo di Stramaccioni è un certo Stankovic che ha vinto tutto con Mourinho, quindi io sono convinto che sia un correggimi, io credo che sia una collaborazione, no? Si è ben spalleggiato, sì. Anche perché diciamo, è stata una ma l'Inter non ha fatto male, Ramaccioni, perché comunque Stramaccioni era il famoso team manager del vedi, è la memoria che frega. Però a Udine, a Milano lui ha vinto 6 partite l'andata, tutte con le Juventus, ha vinto col Napoli. Ma poi diciamo che a lui, all'Inter, da quello che si sentiva, correggimi se sbaglio, gli si sono rivoltato contro gli argentini. Certo. In quel momento c'era il clan degli argentini che comandava e quindi hanno deciso che non poteva essere più lui. Lo hanno segato senza mezzi termini. Come succede in tutte le squadre, quando vuoi segare l'allenatore, la squadra smette di giocare. Ecco, invece rigore per l'Udinese. Nel frattempo su Guilherme è entrato in area, vediamo. Con ammonizione. Allora, di qualcuno. Vediamo l'azione. Ma è fuori aria, per onestà fuori ecco, aria. adesso, prima di fare una piccola polemica, anche se in questo caso è a favore dell'Udinese, ma secondo me era fuori aria, io vi do l'aggiornamento per l'eccellenza: Chions Gemonese 3-1 e UFM Monfalcone Zaule Rabuiese 1-0, gli altri risultati restano confermati. Gemma? Sì, ti confermo quello che dici tu. Ma non è rigore, ha dato punizione dal limite. No, è stato corretto. Giusto. Perché l'arbitro primo colpo aveva segnato rigore. Probabilmente dalla radiolina. Gli è arrivato dal quarto uomo. Per Natale quasi un rigore da lì. Un amico che dice, forse un discorso legato a prima, ma la Triestina si salva. La Triestina si salva? Ne parlavamo prima, adesso ne parleremo ancora. Ecco, e poi c'è sempre Antonio del caffè Antico Bottegon che dice: alle 16 inizio a lavorare. Era così per dire, no? Quindi vediamo, allora Sabino e Bruno Del Ben pronti, perché dopo andiamo a fare anche noi. Vediamo di Natale se arriva a quota 200, tocca ferro. Basta che tocchi me. Facciamo le dita. Vediamo. Lo piazza là, guarda, Perino sta vedendo è la piastrale di Natale quella lì, di solito da lì. La palla. Perino alta. Troppo forte, troppo alto. Si è piegato troppo poco. Giovanni, mi permetti, io volevo dire una cosa su Bruno. Sì. Allora, Bruno io l'ho conosciuto a Trieste durante una mia per caso fortuito, tra l'altro. Caso fortuito, oltretutto. Non l'ho mai sentito suonare, se non visto dal vivo, nel senso l'ho sempre visto sui video sui filmati. video,
Però so, perché mi è stato raccontato, che è uno dei più bravi sassofonisti della zona, sì. Balle, non è vero? E quindi quando oggi casualmente ci rincontriamo qua, magari mi fa molto piacere. nascono collaborazioni. Questo programma è servito spesso a far nascere collaborazioni. Dopo tanto, perché sono 3 anni che non ci vediamo più o meno. Allora, in onore del Napoli, che ieri ha schiantato questa Roma che doveva sembrare essere, Roberto, chissà cosa, invece 7 da una parte, 2 dall'altra, 9 in pochi giorni. Il Napoli era più motivato anche perché giocava per Ciro, quindi soprattutto per il mister, giocava per il mister. Sì, ma anche per il ragazzo che è stato che era morto l'anno scorso, iniziato a Roma, quindi erano, diciamo, il Napoli ha giocato al 110%, la Roma è un po' intimidita, un po' sottotono, perché la Roma secondo me, e dopo facciamo suonare Sabino e Bruno, se gli manca il morale la Roma è poca cosa, no? Cioè loro si arrivano da una serie di vittorie, sono sull'onda però secondo me è una squadra che vive, è un morale. Un morale, esatto, il termine giusto. Maestri, prego! Fa così la canzone, non è che è il testo della canzone. Dunque, allora, mentre sono appena cominciati i secondi tempi, naturalmente Serie di Eccellenza e le 2 promozioni, andiamo ad aggiornare anche il rugby. C'è giunta notizia da Udine, fine del primo tempo, rugby Udine 1928, Urbano Rugby 35-12, mentre qua fallo sul portiere grande come una casa. L'hanno fischiato? Beh, penso di sì, perché insomma... E per quanto riguarda invece l'eccellenza, allora ricapitoliamo prima di andare in pubblicità: Serie D ed Eccellenza, quando sono cominciati appena i secondi tempi, scusatemi. Alto Vicentino Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Triestina 0-0, Clodiense Giorgione 1-0, Dro Belluno 1-0, Crasere Pen Fontanafredda 0-2, Legnago Unione Arzignano 2-1, Montebelluna Union Pro 0-1 e Sacirese Mezza Corona 2-1. Per quanto riguarda l'Eccellenza, ovviamente le partite che si giocano questo pomeriggio: Chions Gemonese 3-1, Cordenons Charlis Muzzane 0-0, San Vitese Vesna 0-1, Tricesimo Torre 1-0 e Monfalcone Rabuiese 1-0. Gemma. Sbagliato. A quanto è la Sacilese? Sentiamo era 2-1, speriamo sia 3 a questo punto. Sentiamo Pierantonio. Pierantonio in diretta, prego. Sì, Giovanni, 3-1, hai detto bene per la Sacilese. Al primo minuto, proprio in apertura di secondo tempo, scambio tra Spagnoli e Sottovia all'altezza del limite dell'area. Sottovia prende la palla e la scaglia in rete con un destro preciso che non lascia scampo all'esterto Davide Zomer.
quinto gol in campionato per l'attaccante ex Marano, che raggiunge il suo compagno di squadra Beccaro, sempre a quota 5 e oggi, come detto, assente. Una Sacilese dunque che a inizio di ripresa completa la rimonta cominciata nel primo tempo ad opera di Saccaglieva, autore di una doppietta, e ora ovviamente gioca in tranquillità. Pochi minuti fa ha sfiorato anche il quarto gol con Spagnoli, anticipato all'ultimo momento dall'ex biancorosso Folla. Ci sentiamo ovviamente, se non avete domande, prossimamente per ulteriori aggiornamenti, anche perché così ad occhio mi sa che forse non è ancora finito. Benissimo, grazie mille, grazie a Pierantonio Stella. Il tornamento da Trieste? Sì. Cioè da Trieste, da Padova. Sì. Primo tempo 0-0, Padova particolarmente aggressivo, Triestina che si difende con 10 giocatori dietro la linea della palla. Questo è quanto mi è stato appena riportato. D'altra parte a Padova, Padova... poi con un cambio di modulo, perché si è passati al 3-5-2, che è più congeniale per la squadra che hai, e tenti di rinforzare il centrocampo, visto che poi di problema, come dicevo l'altra settimana in collegamento diretto, il vero del problema della Triestina sono gli under. Quando tu presenti in campo uno o due under che non possono giocare in questa categoria, inevitabilmente giochi in 10 o in 9. La Triestina sconta un grande problema, la mancanza di settore giovanile. E questo è un dato di fatto. La mancanza di rapporti con le altre società, che è il più grande dramma, è il fatto che i 96, 95, che sono obbligatori, poi tu devi schierare un 96 e due 95, i più forti sono già accasati, non hanno nessuna intenzione di venire in una squadra, in una nobile decaduta, perché è ora di finirla. Cioè Trieste non è più la Triestina. No, purtroppo no. Oggi è semplicemente una società che è ultima in classifica, in Serie D, e questo, rispondo alla domanda, si salverà? Sì. Probabilmente sì, se la società interverrà con razionalità e con tempo, perché il vero problema è aver preso 50 giocatori più o meno in questi mesi, provati, contrattualizzati, poi contratto reciprocamente rescisso. A oggi questa squadra non ha un'identità, ha dei giocatori che potrebbero fare la differenza, e vi garantisco che i due stranieri che dovrebbero esordire la prossima settimana in questa categoria teoricamente spaccano, sia l'argentino che soprattutto il croato. Ma non è sufficiente, perché se poi in campo vai in 9, con tutto il rispetto per questi ragazzi bravi, volenterosi, ma il calcio è un'altra cosa, il calcio è capacità, oltre che tecnica, è tattica e soprattutto di forza. Tu puoi essere tecnico quanto vuoi, ma se non riesci a contrastare l'avversario, perché fisicamente, soprattutto in Serie D, in Serie D dove il gioco è fisico, è un enorme problema. Quindi la posizione di classifica della Triestina non è frutto di un caso, è quello che in questo momento la Triestina esprime e rappresenta, ovvero mi dispiace dirlo da triestino, soprattutto da speaker dello stadio, il nulla. Vabbè, ci fermiamo un attimo, sai cosa facciamo? Ricordiamo il gioco, perché c'è ancora una mezz'oretta per giocare. Le due partite incriminate, una la stiamo vedendo e la stiamo anche perdendo per quanto riguarda l'Udinese. Loro sono Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Genoa. Ecco, purtroppo in questo momento Sampdoria-Fiorentina è 1, Udinese-Genoa è 2, che è clamoroso. Abbiamo sentito anche prima le quote, era altissima la quota in caso di vittoria del Genoa, oltre il 4. E si vincono le bottiglie di vino che vedete casualmente qua da noi. Poi so che mi ha detto la Giulietta qua che se vuole scolare tutte lei, e ha detto ma possiamo bere un bicchiere anche noi? No, assolutamente, me le bevo tutte io. Non è vero. È la buona friulana nata a Gemona, è giusto che te le bevi tutte tu, scusa, soprattutto il rosso o il nero. Tu preferisci il rosso o il nero? Rosso. Rosso, benissimo. Attenzione. Gol! Ha fatto bene aspettare la pubblicità. Chi ha segnato? Vediamo se lui. Sì, Wittmer. Bene, 2-2. Allora, bella azione. È stato molto bravo Allan a non buttare via la palla, a farla girare. Molto bene. Poi di Natale ha fatto l'assist, no? Adesso vediamo. Poi io non capisco perché non fanno vedere. Ecco il replay. No, di Natale va a recuperare. No, qua. Iris l'ha recuperato. Sì. Di Natale, no? Questo è di Natale. Sì, di Natale. Al volo di prima. Bellissimo. Grande tecnica, grande.
Io posso dirvi che questo è veramente un bel gol. Questo sì che, perché la piazzata sul secondo palo tagliata. La corsa di prima. Bravi, farla girare in un altro sopposto per il fatto che il vecchio piattone, Roberto. Si usa ancora il piattone. Ti ricordi gli allenatori quelli fighi? Non il piatto, il collo, l'esterno, piattone. Piattone, però qua è un piattone raffinato perché con un leggero. Allora noi ci diamo un colpo, facciamo un colpo di merendina, io e te, allora noi andiamo a fare la merenda, siamo diventati compagni di merende e quindi... Gemma, sei anche tu nostra compagna di merende? Vuoi diventarlo? No. Di bevute se vuoi sì, merende un po' meno, ma c'è la ricreazione, via. C'è la ricreazione, ci vediamo tra poco con la Giulia e tutti i nostri amici. A tra poco. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese, sesta edizione. 3 grandi giornate di gusti, giochi, spettacoli. Autunno Sanvitese, prodotti tipici del Triveneto, mostre, concerti, il mercatino e tutti i negozi aperti. Dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità, i nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco. Caffè Barocco Revolution. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto.
dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Che bella sei. Bentornati all'altra domenica. Guarda che bella che sei, oh. Perché sei così bella? Non lo so. Dovete sapere che a Giulia fanno male le scarpe. E io le ho detto, no, prima, quando facevamo merendina là dietro, le ho detto, ma stai senza scarpe, tanto siamo sull'erba? Ma no, perché dopo se no non sono abbastanza alta. No, è vero. È vero che hai detto così? Sì, Vedi? Allora, questo questo prossimo weekend, quello che entra, a San Vito Tagliamento, che è uno dei paesi assolutamente più belli, diciamo cittadina più bella del Friuli Venezia Giulia, c'è una bellissima manifestazione dell'autunno sanvitese, 3 giorni a partire da venerdì 7 fino a domenica 9, in cui San Vito al Tagliamento si trasforma, la città viene resa viva in tutti i suoi borghi, in tutte le sue strade, è veramente una bellissima città medievale, San Vito al Tagliamento. E io adesso, sai cosa faccio, Giulia? Un teletrasporto. Ma sì, quasi quasi adesso me ne vado a San Vito Tagliamento perché mi sono rotto le palle di stare in questo studio qua al chiuso mentre c'è questo bel sole, e so che a San Vito mi aspetta il sindaco Antonio Di Bisceglie. Allora guarda, barbatrucco, me ne vado e anche adesso mi torno a cambiare perché è più bello cambiarsi al volo. Linea San Vito Tagliamento a me stesso. Siamo a San Vito al Tagliamento in questa bella giornata assolata in questo autunno che ci riserva un bel appuntamento, la 6ª edizione di Autunno Sanvitese. Siamo col sindaco Antonio Di Bisceglie. Buon pomeriggio sindaco. Grazie. Allora, ci racconti un po' di questa manifestazione, appunto, che è giunta già alla 6ª edizione e negli anni sta sempre più riscuotendo successo. Sì, ma devo dire anche che incontra il favore, in questo caso dei cittadini, oltre che l'adesione dei commercianti, che è una cosa molto importante che noi salutiamo positivamente. Devo dire che riesce a unire un weekend, se così possiamo dire, in cui si può assaggiare qualcosa di diverso, ma si può anche assistere a qualche spettacolo, ma si può anche fare una passeggiata e vedere tante cose che non sempre c'è la possibilità di vedere. Io credo che questa manifestazione voglia avere anche un po' il senso di quanti credono che ci sono le possibilità, le condizioni per crescere, perché il punto fondamentale che credo tutti quanti dobbiamo aver presente è che queste manifestazioni hanno anche il senso di dare l'idea che non c'è qualcuno che si rassegna, che si chiude, ma no, qui c'è una volontà che vogliamo possa essere condivisa di voler crescere. Certo, portando anche nel corso degli anni quegli aggiustamenti alla stessa manifestazione che la possono rendere più attraente. Ecco, io guardavo proprio il dépliant che potete trovare naturalmente in giro per le strade di San Vito, dai commercianti e anche sicuramente al di fuori. È un programma particolarmente ricco, ho visto tante mostre, tanti spettacoli, il mercatino, cioè è veramente una cosa grandiosa per fare forse anche scoprire San Vito, perché tutti sanno dove è San Vito al Tagliamento, ma le bellezze di San Vito a volte sono un po' nascoste, nel senso o la si conosce, e questo è un buon percorso, c'è anche la cartina sul cosa, un buon percorso proprio per, oltre che far festa, conoscere San Vito. Sì, con due, se così possiamo dire, chicche. Noi proprio per questa occasione abbiamo voluto offrire la possibilità di visitare il Museo della Vita Contadina del Friuli, che è una perla nel panorama dei musei di vita contadina, che ahimè è chiuso di solito nei giorni festivi. Questa volta invece avviamo una sperimentazione, la vogliamo avviare proprio con questa manifestazione di apertura, per dare la possibilità di capire quanto è interessante e dove si possono cogliere le nostre radici. L'altra chicca è quella del Palazzo Altan, che potrà essere visitato perché tra l'altro avremo la presentazione di un libro, Parchi e giardini storici del Friuli Venezia Giulia, che vuole anche indicare, visto che è ricompreso il parco di Palazzo Altan, vuol ricordare proprio come ci siano tante cose da scoprire. Ma questo
dimentichiamo, accompagnato, come è stato detto, da tanti altri momenti enogastronomici e da altre attrattive. Guarda che bella. Sono già qua. Splendida, Guarda che bella. Giovanni, ma te le scegli? Guarda che devo bella. ringraziare, grazie, Fabrizio Astolfi, agenzia Astol Models, è lui che sceglie le ragazze che vengono a fare il concorso, è sempre una più bella dell'altra. Devo dire che questa volta Ah, ma Giulia è solo oggi. Giulia sta facendo il concorso e potrebbe diventare lei la nuova conduttrice. Devo ringraziare Fabrizio perché veramente la Giulia, già bella in foto, dal vivo devo dirti la verità, sei ancora più bella. E poi perché qua è difficile venire con me, no? Voi sapete, Sabino e Bruno mi conoscono. Molto difficile. Sì, e sono leggermente esplosivo io, allora di solito tutte un po' intimorite, no? Però vedo che lei piano piano sta uscendo da questo incubo di questa domenica pomeriggio. Allora in Serie D una correzione, Datasport, uno dei siti da cui ci aggiorniamo, ci aveva dato il Montebelluna che stava perdendo, in realtà il Montebelluna sta vincendo per 1-0. E un altro risultato che cambia in Serie D, vediamo se me lo ricordo. Ricordiamo, sì, il Belluno che pareggia, come si parlava infatti prima. Tamai è 0-0, Dro e Belluno 1-1. Allora ricapitoliamo direttamente tutta la Serie D e poi anche l'Eccellenza, anche lì sono cambiati dei risultati. Alto Vicentino Mori Santo Stefano 1-0, Bianco Scudati Triestina 0-0, Clodiense Giorgione 1-0. Dro Belluno 1-1, Cras Repen Fontana Fredda 0-2, Legnago Unione Arzignano giocata ieri 2-1, Montebelluna Union Pro 1-0, Sacilese Mezzo Corona 3-1 e la Fenadora Tamai 0-0. Per quanto riguarda l'Eccellenza, le partite ovviamente di questo pomeriggio: Chions Gemonese 3-1, Cordenons Charlis Muzzane 0-0, San Vitese Vesna 0-1, Tricesimo Torre 1-1, quindi il Torre pareggia nei primi minuti del secondo tempo a Tricesimo, e il Monfalcone ancora in vantaggio con la Rabuiese per 1-0. Se vuoi Giovanni anche la Serie A, che assolutamente i primi tempi, allora Chievo Verona Sassuolo 0-0, Sampdoria Fiorentina 2-1, Torino Atalanta 0-0 e Udinese Genoa 2-2. Bene, dunque sono le 16, sì, le 16, buongiorno, le 15.53, magari fossero le 16.53, staremo per salutarci e invece ci tocca stare ancora un po' qua. Allora, siccome non ci sono aggiornamenti dai campi con telefonate, non ci sono messaggi, io direi che da una bella donna come la nostra Giulia passiamo a un'altra splendida donna come la Marta, perché io so che la Marta vuole cantarci una canzone della zona, nel senso non una villotta friulana, no, della zona sarebbe più, no Roberto, siamo a Udine, o se invece se la Udine ci starebbe, ma vabbè, stiamo un po' più internazionali, maestro. Rendiamo omaggio forse in questo momento alla più grande artista italiana, assolutamente, che è Elisa, e che è mi pare proprio nata in queste zone, no? È leggermente bisiaca. E allora rendiamo omaggio ad Elisa con una bellissima canzone che ci canterà Marta, la canzone Eppure sentire. Noi sapete che io vi svelo sempre retroscena, io ho chiesto a Marta perché è venuta così vestita, perché in televisione si vede mezza nuda, lei ha detto benissimo, ottima occasione per tornarci, naturalmente tu sei padrona di casa, quando vorrai tornare a trovarci saremo ben lieti di averti qua. Prego!
scusate, mi vengono i brividi. Eppure sentire nei sogni in fondo un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso in te. Un senso di te. Mamma mia. Io a volte, Giulia, mi chiedo, ma perché Dio ha dato a questa donna questa bellezza, questa voce, questo apportamento e io sono venuto fuori così? Non riesco a capire a chi tutti Hai altre qualità, dai. Giovanni, a te hanno dato la fantasia, la Sì, infatti. allegria, cioè sei il numero uno. L'idiozia, No, diciamocelo. grazie, batti 5 fratello, vai. Allora, complimenti, sei bellissima, bravissima. Scusami, ma dov'eri? Perché ci hai detto prima Sabino che hai cominciato a cantare da poco. Sì, da pochissimo. Devo dirti che noi abbiamo fatto una serata di beneficenza che facciamo ogni anno per raccogliere dei fondi per i bambini ammalati di tumore. Che viene così, è un'istituzione un po' dai carabinieri della zona, e quella sera io ho portato lei a cantare, al che un carabiniere mio amico Ti ha detto, mi fa: "Me la Sabino, porto via ma io." No. lei no, mi fa: Sabino, guarda che Divertente. lei ha una gemella. Dico: ma non lo so, non credo. No, perché ce n'è una uguale, identica, che lavora in gelateria. Dico: guarda che è lei. No, pensate. Non Allora, è concepibile da che fossi carabiniere, io. perché... Allora, un attimo che Giulia vuole farti una domanda, però c'è la Gemma che vedo là, non so cosa deve dirci. Sì, Sì. volevo salutare a parte il nostro amico, scusami, mi sono permessa di dire nostro amico, Vabbè. ma è il nostro, non Con le mi tue- ricordo il con le nome, tue Antonio, parole. ho perso il messaggio, scusami, Benissimo. Antonio che ci ringraziava Sì. appunto il maestro Sabino e Bruno per la canzone. Antonio. Adesso vado a lavorare sereno, dice. Antonio, Sì. Antonio. Antonio si chiama. Antonio, dopodiché un altro tifoso voleva l'aggiornamento sul risultato del Fontana Fredda. Siamo 0 a 2. sempre 0 a 2 per Classe il Fontana Pen 0, Fredda. Fontana Fredda 2, esatto. Ecco, e dopodiché abbiamo il nostro Cleofa che non sentiamo da un po' al telefono. E allora, vediamo, abbiamo Cleofa Brau da San Vito Tagliamento, vediamo cosa succede a San Vito, San Vitese Vesna, noi risulta ancora 0 a 1. Ce l'abbiamo Cleofa o era una battuta? Cleofa, ci sei? Ci sono qua da San Vito. Buon pomeriggio e bentornato Cleofa. Allora, cosa succede a San Vito? E in questo momento vince Vesna ancora 1-0, anche se la partita è combattuta. Ho visto un bellissimo Vesna, molto organizzato. La San Vitese cerca di controbattere, la partita è ancora viva, insomma, può succedere di tutto. Certo. Diciamo che il Vesna è veramente una bella squadra organizzata. Per la prima volta la vedo e dopo, come si chiama, tutti i risultati che ho ottenuto fino adesso, vittorie, c'è qualcosa, vuol dire. Ci sono questi sloveni e croati che fanno la differenza effettivamente. E la San Vitese come la vedi? Porca, per un pelo pareggiava la San Vitese. Ecco, appunto, Cleofa, la San Vitese come la vedi? Ma è una squadra che sta crescendo, probabilmente avrà bisogno di qualche innesto, però ne ha già fatti 2 oggi, mi hanno detto che hanno 2 ragazzi nuovi, però diciamo che oggi ho visto una buona San Vitese, ho preso anche una traversa clamorosa al primo tempo, quindi crescerà sicuramente col tempo questa squadra. Certo. Bene, allora Cleofa, vediamo se riusciamo a fine partita a sentirci di nuovo, così ci dai degli aggiornamenti, d'accordo? Ok, sarà fatto. Grazie. Saluti a tutti. buona Grazie a giornata. Cleofa, grazie mille. Intanto Giovanni, scusa, ripreso a Udine, c'è subito un cambio tattico, è uscito Bruno Fernandes, al suo posto Badu. Attenzione, peccato. In Serie D 2 risultati cambiano, uno è clamoroso perché il Mori Santo Stefano pareggia con l'Alto Vicentino, pazzesco, questa è una cosa pazzesca. E la Sacilese ha fatto il quarto, oramai questi quando cominciano a segnare via avanti. È pazzesco il fatto che il Mori Santo Stefano pareggi, la Cristina pareggi, quindi Sì, teoricamente stanno fermando bloccando le prime della due. classe. Le prime due, esatto. Per il momento... Per il momento. Speriamo, tocchiamo. Giulia. Io volevo chiedere a Marta
quando e come hai cominciato a cantare e volevo anche farti i complimenti perché cantavi prima e mi venivano i brividi. Grazie, che bello. È vero. Grazie. Allora, vabbè, mi è sempre piaciuto, cioè, fin da piccola comunque la musica, la recitazione, tutto ciò che riguarda lo spettacolo mi ha sempre affascinata. E poi così ho iniziato, diciamo che cantavo sotto la doccia quando ero più piccola. Classico. anche in salotto Sì. con la spazzola in mano, devo dire che... Perfetto. E, Davanti allo specchio perché devi fare anche le mosse, no? esattamente. Ovviamente. Poi dopo un anno, un paio d'anni fa, un po' meno forse, ho iniziato a studiare e qualche mese fa ho avuto l'opportunità con loro di cantare di fronte a un pubblico, cosa che prima non avevo mai fatto, oltre Certo. magari a qualche al saggio magari di fine anno che poteva essere con la scuola. Con la scuola. E devo dire che è tutta un'altra, cioè in senso l'esperienza vera viene Ovviamente non in facendolo un saggio, ma davanti a un all'interno di un pubblico. locale, no? Dove Sì, esattamente. hai la gente che se canti male ti massacra. Al saggio, Esatto. tutti ti Anche perché, applaudono. Giovanni, bisogna dire una cosa, qui stavi cantando dal vivo. Sì, beh, vabbè, qua si vede che cantano tutti dal vivo, no? Tutto dal vivo qua. Assolutamente, mentre il Genoa è in avanti, attenzione all'Udinese, meno male. Si spazza. Allora, adesso tu ci svegli in retroscena di questi due personaggi che ti hanno trascinato qui, ovvero sia Sabino Dall'Aspro e Bruno Dal Beng. Uno è nervoso come una bestia, ce l'hai lì al tuo fianco, No, non è è sempre vero, tutta impaziente, apparenza. insomma, no? Ma in realtà Sabino com'è? Perché ovviamente davanti alla telecamera è una persona, invece dopo, dietro, sono altre persone come Severo, buono, accomodante, No, ma è rigoroso. così come lo vedete. È proprio così? Sì, sì, è così, Sì. è così. Ecco, no, era per stavamo parlando male di te perché eri andato via, sai che quando non ci sono gli assenti se ne parla male, no? Allora, diamo ancora 5 minuti per giocare al nostro gioco l'1 per 2. 1 per 2. E quindi? Si tratta di indovinare il segno esatto di due partite, Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Genoa. Sì. Ricordiamo che si vincono 6 bottiglie di vino, etichetta Pascià, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Esatto, e casualmente Omar Costantini, siccome Sabino ha detto ma qua non si beve niente, Ecco perché Giovanni, se permetti, da ragazzini si guardava MacGyver. Esatto. MacGyver aveva sempre il coltellino. Allora, noi da bravi friulani non abbiamo il coltellino svizzero, ma abbiamo il famoso coltellino friulano, che detto anche chiave stropui per la cronaca. Ecco. Chiave stropui. E allora, Marta, vuoi passargli la bottiglia al nostro amico col cavatato? Giovanni, volevo dire, è andato a prendere i bicchieri. Beh, ovviamente non penso che bevono a io canna, voglio anche un perché attimo, siamo devo fare in... una cosa che non si dovrebbe fare in TV. Se magari Bella. sganci un attimo, giusto perché devo tirare via sta roba. Non è proprio bello da vedere. Ecco, bello. La bottiglia, Maurizio, la capita al volo. la bottiglia di un nostro sponsor e quindi voglio dire non è un problema. No, beh, Sabino, metti i bicchieri sul tavolo, facciamo proprio come fossimo nel salotto di casa, quello che deve essere per tutti voi che ci seguite da casa ovviamente questa trasmissione. Gemma? Sì, sono arrivati diversi complimenti per Marta, ma scrivono complimenti a Marta anche zio Alberto e Daniela, giustamente la famiglia. Beh, è minimo, vorrei anche supporto. vedere che la prima volta che Marta va in televisione. Poi con questa voce angelica, diciamo. Bellissima, bella donna, bella voce, bella Ma visto tutta. che è l'ora della ricreazione. Allora della creazione, avete scelto il momento giusto. Mi ero dimenticato che era ora... Tu mi devi avvertire che era ora della creazione. Volevo salutare Michela Quarenghi, ecco, salutare sì. perché mi pare che sia arrivato un scritto sul messaggio. mio- Ecco, e allora salutiamo la mia Michela Quarenghi, che viene definita dalla mia amica Sonia Borgonovo come la mia pompista, nel senso che è la mia benzinaia, è solamente la mia benzinaia. No, dico, meno male che siamo in fascia protetta, perché se non lo fossimo non so cosa verrebbe fuori. Non siamo in Non fascia vogliamo protetta. indagare. Ma non siamo in fascia protetta, è vero? Prima della fascia ricreazione, protetta, Sì. volevo informarti che alla San Siro c'è ancora qualcosa, quindi sentiamo A 4 siamo Quattro arrivati. siamo arrivati, poi c'è qualcos'altro, Ancora? c'è Pierantonio. Pierantonio, non vi fermate più lì, cosa succede? No, tutto tranquillo, non ci siamo sentiti, ma il risultato qui è solamente un aggiornamento. 37esimo minuto del secondo tempo, 4-1 per la Sacilese, il quarto gol ad opera di Spagnoli, Sakayeva ancora lui protagonista, a conclusione del centro area, attraversa, stavolta riprende Spagnoli e deposita in rete per il quarto gol.
Spagnoli. Oltretutto mancava lui all'appello nel tridente di oggi della squadra di Zironelli, visto che Saccagliere aveva appunto già segnato anche sotto via, e così ha concluso, diciamo, ha completato, ecco, l'opera di questa domenica, sicuramente felice per l'attacco biancorosso pur dopo lo spavento iniziale. Sacidese, ecco, questo può magari, ecco, essere spunto di riflessione che si conferma nonostante la distanza che adesso è tutta da acclarare, vediamo quanto finiranno le partite, insomma, della vetta, però è di gran lunga il miglior attacco del campionato, per cui Zironelli conferma la sua propensione offensiva, e qui al 25 aprile è veramente difficile annoiarsi da quando appunto la squadra è in mano all'ex giocatore di Chievo e Fiorentina. Benissimo, grazie a Pier Antonio. Buon provi faccia in questi ultimi minuti, magari se fate il quinto schifo non fa, dai, così la gente continua a divertirsi. Grazie, ci sentiamo alla fine della partita. In eccellenza c'è un boom boom a Cordenons, perché Cordenons Cerlis Muzzane 1-1, quindi in questo momento anche in eccellenza il Cerlis Muzzane è bloccato appunto dal Cordenons, mentre il Vesna continua la sua galoppata verso la testa, sarebbe la nona vittoria consecutiva contro la Sanvitese 1-0, e il Monfalcone sta dietro perché sta vincendo 1-0 con lo Zaule. E allora si beve. Voi andrete a fare la pubblicità. Noi beviamo. Noi abbiamo stappato, non sa di tappo, no, anche molto particolare, sì, questo miele. Signorina, senta che buon odore. Sì, possiamo dire che sa di tutto meno che di uva, ovviamente. Torneremo in diretta. Forse, naturalmente ringraziamo per queste bottiglie la catena del Pascià, pasciagroup.it, nella persona di Silvano Pasquale, lo salutiamo. Che dovrà reintegrare la scorta. Guarda, a casa c'è un garage pieno di cartoni di vino, del mirtillino, che questo ad esempio. Questo avremmo potuto aprire. Voglio dire, non è che gol di chi? Del Genoa. Ha segnato Matri. Possiamo richiudere il vino, grazie. Potevamo dare pubblicità prima. Comunque si vede che l'Udinese è molto in difficoltà a centrocampo, perché proprio non riesce. Il cambio di Bado non ha giovato. Non riesce a tenere palla, e sono molto. Sembra quasi in inferiorità numerica, tra le altre cose. Ti confermo. Ti confermo, vedi, infatti vediamo il cross. Guarda che libertà. Guarda che, come ha detto, comunque oggi gran bello. Matri non fa sto gol da 25 anni, dai, sì. Roberto, palla sul palo. È sempre un Vedine? A questo punto beviamoci sopra. Noi ci beviamo, anzi, voi bevete a casa vostra, noi qui c'è cosa c'è? La ricreazione, e ci vediamo tra 3 minuti e mezzo qua. Forse. Giù di là, dai, forse, perché se va male saremo ubriachi. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese, 6ª edizione. 3 grandi giornate di gusti, giochi, spettacoli. Autunno Sanvitese, prodotti tipici del Triveneto, mostre, concerti, il mercatino e tutti i negozi aperti. Dal 7 al 9 novembre. Autunno Sanvitese. Incontriamoci a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto, e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa.
Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Campo, ma prima o dopo quando si Bentornati all'altra domenica. Ecco, stavamo parlando io e Roberto, che sa di calcio sicuramente più di me, eravamo rimasti sorpresi dall'Alto Vicentino che si era fatto pareggiare, boom boom 3-1 Alto Vicentino, Mori Santo Stefano, e tanti... siamo riusciti a stanare il bunker. Sì, e tanti saluti a casa. No? Messo in campo l'artiglieria. Ecco, nel frattempo una bruttissima notizia giunge da Padova, perché ovviamente anche lì non poteva resistere la Triestina, Bianco Scudati 1, Triestina 0, e quindi un altro risultato che purtroppo per i nostri amici di Trieste gioca a loro sfavore, ma non è che si vanno a fare i punti a Padova. E invece una bella notizia arriva da Monrupino, e quindi ovviamente per gli amici che ci seguono dalla provincia di Pordenone. Prego Gemma. Sì, appunto, c'è Maurizio Mazzon, però volevo fare un paio di saluti al volo. Ciao bravissima Marta da mamma e Adriano, e poi brava Amore, siamo qua a guardarti, anche Mattia Martina, firmato Leo. Chi è Amore? È sempre Marta? Ah, ok. Il mio compagno. No, perché c'è scritto solo ciao Amore, quindi non si capiva a chi era rivolto l'amore. Ok. A me non penso, perché mi sono accanto. Ma poteva essere a Giulia. Vabbè, esatto, poteva essere. Ecco, sentiamo Maurizio Mazzon, appunto, cosa ci racconta. Allora, prego da Monrupino. Eccoci. Cosa è successo? Maurizio? Questi collegamenti. Pronto? Sì! Eccomi qua. Ero in contemplazione del quarto gol mancato da Salvador. Oggi il Salvador Day. Quindi... Con una tripletta ha chiuso definitivamente la partita. Quindi 0 Caraselle Pen e 3 Fontana Fredda. Ma c'è stata partita? Perché di solito sul 3-0 la partita, insomma... No, oggi il Cras sicuramente non ha fatto una buona... Adesso fa il 3-1 per 3-1 sia Knežević. Ecco, in diretta. Vedi, Cras oggi sicuramente ha fatto una gara molto sotto tono, e quindi direi che il 3-1 del Fontana è sicuramente meritatissimo. Benissimo, e allora il risultato al momento con gol in diretta: Krasner-Peng 1, Fontana Fredda 3. Scusate, ma io qua non sento più niente perché hanno acceso il baucometro qua. No? C'è una sagra. Vabbè, Monrupino è bellissimo, ragazzi. per quello. Grazie Maurizio. Che poi a Monrupino, allora Monrupino fa mi sembra 600 abitanti o 400. Sì, po'. Lo stadio tiene 1000.
È bellissimo questo, che lo stadio è pieno di gente, dei residenti del comune, è bellissimo. Purtroppo 1-0. Triestina abbiamo detto 1-0, purtroppo l'Udinese è sotto, non so se hanno aggiornato anche la scritta, l'Udinese 2, Genoa 3 con gol di Matri, che casualmente è tornato a Genova, è tornato a segnare Roberto, no? Ha fatto male a Milano, ha fatto male a... Purtroppo all'Udinese segnano sempre... Quelli che non segnano mai, no? Sì, quelli Succede. che non trovano il gol da diversi mesi. Sì. No, ma aveva segnato già Però, è al quarto gol o al quinto quest'anno. Però diciamolo, il Genova è una bella squadra, sta facendo molto bene, l'Udinese è sempre in ritardo, sulle seconde palle non arriva mai. Sì, ha qualche problemino oggi, speriamo adesso che... Vuol dire che Firenze non è stato forse un raffreddore? È stato un campanello d'allarme. Però era stato un bel primo tempo Roberto Firenze, insomma. Ha giocato il primo tempo, però la ripresa non c'è stata storia. No, ma se vedi di Natale che sta... La miseria. Quanti anni ha di Natale? Sono d'accordo col mister, 37 con l'Udinese ha dei problemi proprio nel posizionamento, anche in mezzo al campo. Sì, ma è una squadra troppo lunga anche, no? Gioca a 60 metri, tra difesa e attacco 60 metri, a metà campo siamo sempre distanti dalla palla. No? Poi permetti Roberto, questa azione dimostra che hai un Di Natale che comunque lotta e gli altri stanno a guardare. Sì, proprio... Centrocampo quest'oggi non c'è. Una mancanza di collegamento tra le linee. C'è una frattura tra il centrocampo e la difesa. Ma io vedi, sono sempre in due adesso sulla palla, però in due, cavolacci, devi prendere la palla, lì deve uscire la palla, no? Non puoi andare a fare pressione e farti saltare. Crei inferiorità numerica, ovviamente. Superiorità per l'avversario. Superiorità per l'avversario. Gemma? Sì, allora ci ha chiamato il nostro Robby Visintin per dirci che Monfalcone ha finito il secondo gol, quindi sono Monfalcone e Rabuiese 2-0, e ci informa anche che un aereo è atterrato a Roma, perché appunto Robby è al lavoro, quindi abbiamo capito che è al lavoro e non è alla partita, ma c'è anche il nostro Daniel per aggiornarci sulla situazione della San Vitese. E allora vogliamo San Vito a tagliamento per San Vitese Vesna, cosa succede Daniel? Hai visto Giovanni che qua Sam allora di Rose si è aiutato, la San Vitese adesso l'arbitro, la San Vitese è riuscita a pareggiare, benissimo, è riuscita a fermare la corazzata con un bellissimo gol di Turri. Bravo anche l'allenatore Tomè che mi passa proprio ora qui di fronte e a fare il cambio del bomber Rosa Castaldo con l'entrato Turri, il numero 17 Turri, che ha incassato sul 7 e ha portato diciamo un pareggio qui a San Vito. Da me insperato, tra virgolette programmato, nel senso che ero sicuro che la San Vitese oggi portava a casa o i 3 punti o un punto, e tu mi dicevi di no, e dai, grazie a Dio la San Vitese ha pareggiato, e grazie anche a Tomei che ha fatto questo cambio sostituendo una punta con un'altra punta e è riuscito a portare a casa questo pareggio. Ecco, devo dire che è merito anche del sindaco Antonio Di Bisceglie, perché appena passato un servizio proprio del sindaco di San Vito ha portato bene la San Vitese. E anche Elton John. Saluti. Anche Elton John ha portato bene, ci dicono. Giovanni, e per chiudere viene da dire Turi. Allora confermi? Sono tutti i giocatori sotto la curva della San Vitese. Bene. È una bella festa adesso, bene. Una bella festa. E quindi se ci mandate cortesemente, grazie a Dani naturalmente, se ci mandate cortesemente grazie a voi. Grazie, la classifica dell'eccellenza, il Vesna rallenta e dunque dà la possibilità al Monfalcone vediamo se di raggiungerla, esatto, di raggiungerla. Quindi questa è la classifica prima delle partite che si stanno concludendo. Vedete che il Vesna ha pareggiato a 25, Monfalcone vince 2-0, se non è finita siamo lì per finire, e quindi 25. Quindi si forma questa coppia. Monfalcone ha dato chiaramente la corazzata dell'eccellenza, in quanto non solo non aveva smobilitato dopo la retrocessione, ma addirittura ha preso un attaccante del calibro di Godes dalla Triestina in eccellenza, e quindi era impossibile che non andasse a questi perché Giovanni livelli. Loro l'anno scorso sono retrocessi non per demeriti sportivi, nel senso che comunque avevano lottato fino alla fine, hanno trovato un po' anche degli arbitraggi non proprio partendo con una penalizzazione ridicola, che non era dovuta. Insomma, ma Falcone che già l'anno scorso ha rischiato già di salvarsi. Rallenta anche il Charlis Muzzane, stiamo aspettando i risultati definitivi perché sta pareggiando col Cordenons a Cordenons. Per quanto riguarda invece la Serie D, andiamo subito a vedere se ci sono dei cambiamenti di risultati. Mi sembra di no, anche in Serie D siamo alle battute finali
Purtroppo abbiamo visto che la Triestina sta soccombendo a Padova. Vediamo di ricaricare immediatamente la pagina. Allora vediamo i risultati: Alto Vicentino Mori Santo Stefano 3-1, Bianco Scudati Triestina 1-0, Clodiense Giorgione 1-0, Drobelluno 1-1, Crassere Pen Fontana Fredda 1-3, Legnago Unione Arzignano giocata ieri 2-1, Montebelluna Union Pro 1-0, Sacilese Mezzo Corona 4-1 e la Fenadora Tamai ci risulta ancora 0-0. Vediamo naturalmente di confermarli, abbiamo ancora 40 minuti di trasmissione insieme. Prego Gemma. Sì, non ho sentito cosa hai detto del Fontana Fredda, il risultato, non l'ho seguito, perdono. Noi eravamo rimasti 1-3, è diventato ma guarda, io devo dire, Triestina pareggiato. Triestina pareggia la Triestina. Rigore di Metz 1-1. Rigore c'è quando arbitro mancano che il Padova gioca in 10. Padova gioca in 10. Prego. Ecco, l'altra volta Maurizio è stato chiamato per prima e gli abbiamo portato bene. Oggi anche, quindi ha degli aggiornamenti da darci, dei buoni aggiornamenti. E quindi Maurizio offre da bere, Sentilo. Sì, Maurizio ci sei? Maurizio Tesè? È un bel casino, sì. Maurizio, ci sei? Ecco, Qua. Finita in questo momento la partita, abbiamo avuto la possibilità di fare questo gol con Otti e niente, abbiamo fatto 4-1, finito tutto in gloria, tutto bene. Benissimo. Benissimo? Benissimo. Abbiamo preso la prima in classifica, no? No ancora? No, non siete ancora lì, però ti posso confermare, è finita in questo momento, che comunque la Triestina ha bloccato il Bianco Scudati Padova sull'1-1. Non so se sia ancora finita. Finita. 1-1 a Triestina, Sacilese Mezza Corona è finita 4-2. Diamo i risultati intanto. L'Alto Vicentino ha vinto 3-1 col Mori Santo Stefano e il Tamai ha pareggiato con la Fenadora 0-0. Queste sono le squadre insomma più vicine a voi. Ecco. Adesso di fertilire che ti permette di almeno di respirare un paio di giornate, dai. Bene. Allora Maurizio, grazie, buon rientro, buona bevuta di prosecco, te lo consiglio in quella zona 8. Maurizio, posso dirti una cosa? Nazdravie. Perfetto. Si dice da quelle parti, Nazdravie. Quando si brinda, Nazdravie. Ok, salve, ciao. Allora, ricapitoliamo dunque, tutti confermati e finite le partite in Serie D, il risultato clamoroso proprio a Padova. E allora vediamoli tutti: Alto Vicentino Mori Santo Stefano 3-1, Bianco Scudati Padova Triestina 1-1, Clodiense Giorgione 1-0, Drobelluno 1-1, Crassere Pen Fontana Fredda 1-4, Legnago Unione Arzignano 2-1, Montebelluna Union Pro 1-0, Sacilese Mezzo Corona 4-2 e la Fenadora Tamai 0-0. Questi sono i risultati finali, naturalmente li ribadiremo in chiusura di puntata. Vediamo anche se è successo qualcosa in eccellenza. No, questi dovrebbero essere dunque i finali, ma ci riserviamo di darveli un po' più avanti. Allora, Cordenostre all'Ismuzzane 1-0, San Vitese Vesna abbiamo sentito in diretta il pareggio 1-1, Tricesimo Torre 1-1 e Monfalcone Zaule Rabuiese 2-0, scusatemi, parlavamo prima quindi dell'aggancio del Monfalcone sul Vesna, mentre il Genoa sta attaccando di brutto all'Udine. L'Udinese completamente a centrocampo in balia degli attacchi genoani. In Serie A comunque non è cambiato granché rispetto al precedenza, perché la Sampdoria sta conducendo sempre 2-1 sulla Fiorentina, mentre Torino, Atalanta e Chievo Sassuolo sono fermi ancora sullo 0-0. Ecco, io direi allora, visto che abbiamo Giulia, cominciamo a fare il primo giretto con Giulia, no? Perché bisogna dare dei giudizi anche a Giulia, no? Non è che... Allora, se dalla regia ci mandano le prime foto di Giulia, Giulia è una ragazza molto solare, avete visto? Poi è una ragazza che va all'università, ricordiamo che sarà una prossima disoccupata, visto che studia lettere e filosofia. Lettere e filosofia, scusatemi. Eccola qui, le prime foto. Allora, cominciamo con i giudizi senza il voto dal maestro Sabino Dall'Aspro, che di bellezza nella sua vita ne ha viste tantissime. Prego Sabino. Non ho parole. Ecco, questo non è un giudizio, no. Ecco, rigore? No. Però è totalmente in balia del... Sì, non c'è l'Udinese, non c'è proprio. No, ma stiamo parlando di Giulia o dell'Udinese? È che noi seguiamo... Questo è quello, diciamo. Ecco, vedete, da questa posa è stata l'azione da gol del Genoa. Voi seguite pure l'Udinese. Questa è in versione Carzelis, vedete come guarda. Giulia, quanti anni hai?
23 anni la Giulia. Sabino, cosa dire? Non ha importanza l'età, devo dire, fantastica, Molto perché espressiva, poi è molto aggressiva, dolce, è proprio un pianoforte, piano e forte. Bruno, se dovessi è paragonarla dinamica. a un sassofono? Soprano. Un soprano. Io direi più la campana del sax, vista di Marta. profilo. Beh no, molto bella, davvero bella Giulia. E poi appunto è molto solare, è un po' timida oggi, però po' timida oggi, d'altronde. sì, Antonello? Non puoi dire niente perché c'è la fidanzata a casa che ti sta guardando. No, lo sta sentendo. No. Poi sai, insomma, io sono particolarmente fortunato, quindi no, Giulia è molto bella ed è molto dolce. Molto Poi solare. come tutte le donne sotto questa dolcezza, questa maschera di dolcezza, magari si nasconde, no magari una donna con carattere, forza. Ma in effetti per venire qua in trasmissione non è facile. Assolutamente. Lei oggi pomeriggio è un po' timida, diciamo, però non è facile venire qua buttata in mezzo. Forse perché questa trasmissione esce dai canoni della TV tradizionale. entra nei Questo è cannoni. molto, salotto, no? Sì, è salotto. È bellissimo, Roberto, è cosa fantastico. dici Lo commentavamo con Sabino prima. Sì, affascinante. prima... Se dovrei definirla come mister in termini calcistici, buca la rete. Quindi la metteresti in centravanti. Centravanti, ma di sfondamento o di movimento? Di movimento, perché una gazzella ste gambe Restando in tema, ha visto prima la Gemma e mi ha detto è messo un buon terzino. Benissimo. No, invece io devo dire una cosa ancora più pepata, perché durante la pubblicità mi diceva il nostro amico, noi siamo in un salotto, ma se fosse un'altra camera della casa sarebbe meglio, magari con le luci un po' più soffuse, non queste luci che ci sparano e ci fanno un caldo della Madonna. Tu vuoi mettermi nei guai, io Assolutamente, lo so che tu vuoi mettermi nei guai. Allora, Gemma. Sì, ma mi sono persa nel discorso di Antonello perché poi ho dovuto fare altre cose che ero arrivata sotto questa maschera di dolcezza e dopo non ho sentito il resto. Ti perdi il meglio, Gemma. Lo so. Nel senso alla sua età, che sotto lei questa, adesso- voi donne avete Sì, in genere no, questa ok, maschera di perché? dolcezza e poi sotto magari avete un carattere. Ah, sì. chiama no, così Parlava di quello che Insomma, credevi tu, per No, intendere. avevo già pronta la risposta che diceva No, che la dolcezza Gemma! va in aceto quando l'uomo che la fa No, andare no, così. aspetta, non Ok, a repeat, posto. please. Che hai detto? No, lo so. Che ha detto? Gemma. Io non l'ascolto più, gli ultimi anni, lei parla No! io dico No, di sì. diceva sostanzialmente Sì. che sotto, come dici te, non si chiama carattere. Sì, è un altro nome. No, ho detto aceto, no, perché poi voi no, Gemma! dite delle cose. Ma Aceto, aceto beh. nel senso di cattiveria. Ascolta, Ah, hai da dirci lei. qualcosa o le solite Sì, minchiate? no, oltre alle solite cose, diciamo il risultato della Triestina, per favore, mi aggiornate perché c'è 1-1, pareggio su rigore agli ultimi minuti. Ma secondo me c'è un problema al mixer. Guarda. Posso dire solo una cosa velocissima della Triestina? Mi scrive l'addetto stampa Gabriele. Mitico Gabriele Bruni. Sì, bravissimo, guarda, è una persona veramente L'ho fantastica. conosciuto da tanti anni. bravo. Eccolo, vediamo, scusami. Attenzione, tiro! No, Oppa. ma no, che era Totò? No. Condensa la partita con un piccolissimo post. Predominio Padova, ma Triestina si difende con attenzione e soprattutto finalmente, a dispetto di quanto dicevo prima, molto bene i due nuovissimi under che sono stati scelti per giocare oggi. Bene. Che Lotti non ha mai preso in considerazione, che sono lo Perfido, che è in prestito dal Parma, e Crosato, che sembrerebbe abbiano fatto molto bene sulla catena di sinistra, che era il più grosso problema che la Triestina aveva, e poi insomma 0-0 e 1-1 va ottimo benissimo, risultato. Gemma. Mi piace poi questo ascoltatore, penso si riferisca a Giulia, un commento per lei, ha scritto, dopo Topa, lui ha scritto che quaglia. Quaglia non l'avevo mai sentito, quindi complimenti perché sei molto della quaglia? originale. No, ecco, vedi? Credo che in TV non ci venga più, lei non ci verrà più. Lei, Giulia, dirà io da voi non vengo più. Poi Faride di Cormons dice grazie, tanti complimenti, ci ringrazia e tanti complimenti a Giulia ovviamente perché è molto bella, Insomma, molto c'è qualche carina. donna che fa i complimenti a noi, io non ho capito. Ascolta, Adesso tu devi capire donne del Ascolta, Friuli Antonello, Venezia allora, Giulia del partiamo dal Veneto presupposto- e noi Partiamo dal presupposto che ogni donna vicino a me è bellissima, a prescindere, perché insomma c'è
uno stacco talmente violento, no? Tra la mia bruttezza e la bellezza delle donne, per cui sai che se metti una cosa bella vicino a una brutta, quella bella è ancora più bella. Questa è una tecnica per rimorchiare. Aspetta, hai il fidanzato? Hai la patente. Al fidanzato cosa vuoi rimorchiare qua? Prego, ma non con lei! Un altro messaggio dice: ragazzi, il calcio sarà un gran bello sport, ma la musica non ha bisogno di così tante parole per esprimersi, e noi non aspettiamo altro che emozionarci con la musica di Sabino, Bruno e soprattutto con la voce di Marta. Firmato Marghe, Monica ed Eleonora. Tutta la casa, tutta la compagnia. Ovvio. Ma li conoscete tra poco tutti? infatti Marta si esibisce di nuovo. Ancora messaggi, Gemma? Sì, un attimo solo che saltiamo gli aggiornamenti che ormai abbiamo dato, giusto? E la vostra trasmissione è perfetta per chi non capisce un attimo di calcio, perché si rifà gli occhi. Oh sì, gli uomini si rifanno gli occhi. Gli uomini di solito si rifanno gli occhi. Le donne ci sono io, cosa vuoi di più dalla vita? Ascolta, adesso, tu sei il presentatore, quindi sei intoccabile, giusto che porti anche dei ragazzi, come dico sempre Assolutamente no, perché dopo vicino a me vengono sviliti, capito? La mia bellezza, la mia bravura, la mia simpatia. Gemma, ognuno cura il proprio orticello, Gemma. Ma il suo è veramente un orticellino, Io direi Che che un la ricreazione andrei a farla adesso, a questo punto. No, la ricreazione la si può saltiamo di fare? brutto, non la voglio più benissimo. fare la ricreazione, perché adesso invece io voglio fare un altro viaggetto. Me ne torno a San Vito perché mi avete stufato, soprattutto mi sta stufando l'Udinese perché stanno giocando veramente male. Vediamo questa azione un attimo sulla sinistra, cross al centro, niente. Corner. Allora, io, cara mia Giulia, vi torno a teletrasportare a San Vito perché adesso vado a parlare un attimo sempre di questa bella manifestazione, ovvero sia l'autunno sanvitese. Vi invito personalmente al San Vito Tagliamento dal venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre e adesso parliamo con Fabio Pillon, che è il presidente dell'Ascom Confcommercio di San Vito Tagliamento, nonché vicepresidente di tutta la provincia. Peccato di Pordenone, palla fuori di un pelo, tiro da fuori ai corner. Ecco, e allora mi trasporto perché siamo in televisione, quindi con la tele mi trasporto a San Vito con Fabio Pillon e di nuovo col sindaco Antonio Di Bisceglie. Via che parto, via. Bene, abbiamo anche Fabio Pillon, un presidente dei commercianti, o meglio, allora raccontami bene, presidente dell'Ascom Confcommercio. Imprese per l'Italia. Una cosa più difficile non potevamo, ma ce l'abbiamo fatta. Ma perché noi raccogliamo non solo i commercianti, ma anche per esempio altri servizi, soprattutto che tutti magari non sanno appartenere a questa confederazione, per quello è Confcommercio, Confederazione del Commercio. Noi siamo Ascom Pordenone perché è il nostro nome storico con cui siamo nati e continuiamo ad essere, continuiamo orgogliosamente a sottolinearlo. Quanta difficoltà c'è a organizzare questo po' di cartellone che comincia, ricordiamo, il 7 di novembre per avere la kermesse finale la domenica, ovviamente il 9 di novembre. Quanta difficoltà c'è e soprattutto io vedo che, come dicevo prima il sindaco, di anno in anno l'offerta è sempre maggiore. Ma guarda, io non sono né per i piagnistei, la manifestazione a me piace e voglio sottolineare anche quello che ha detto il sindaco, perché c'è una condivisione totale su un progetto. Il progetto è quello di definire San Vito al Tagliamento, quindi attraverso una manifestazione, ma abbiamo avuto anche modo quest'anno di proporne anche altre assieme, vedi quella sugli artisti di strada, vedi la stessa Piazza in Fiore, un progetto in cui viene presentato San Vito al Tagliamento non soltanto come momento di commercio, momento di svago, ma come un insieme di cose, per cui dobbiamo tenere il contenitore soprattutto il contenuto di questa bellissima città che, ricordo, senza voler togliere a nessuno, è una delle più belle, se non la più bella della provincia e anche della regione. Ha avuto secondo me anche un'opera di rifacimento importante, di ripristino architettonico assolutamente importante, per cui in un momento in cui tutti quanti magari è facile piangersi un po' addosso, cerchiamo di ridare slancio al bicchiere mezzo pieno, che io non mi stancherò mai di ricordare, perché è la parte positiva di questa idea. Dopodiché, se mi dici sì, c'è lavoro come tutte le cose
che ambiscono ad essere fatte bene, e per cui c'è la collaborazione con il comune, che non è da sottovalutare, perché c'è un lavoro importante di preparazione, c'è la preparazione del programma, c'è la preparazione della parte delle mostre ed eventi, e c'è la parte poi dei commercianti che devono mettere la loro parte. Ricordo che questa manifestazione nasce ed è contribuita con il contributo della Camera di Commercio, con appunto la regia dell'Ascom, ma assolutamente la condivisione e la sinergia con il comune e la Proloco. Certo, e questo tuo ottimismo penso che l'avete trasmesso anche a tutti i commercianti, anche ambulanti, che popoleranno proprio le vie di San Vito del Tagliamento con, ricordiamoci che c'è un mercatino, poi c'è da mangiare da tutto il Triveneto, specialità da tutto il Triveneto, quindi avete veramente portato un sacco di gente, anche di commercianti stranieri, foresti, insomma, che vengono fuori. Di altre località e di oltre regione anche, perché abbiamo del Trentino, abbiamo rappresentanti un po' da altre regioni quali l'Emilia Romagna, la Toscana, la Liguria, e non è solo, io vorrei con tutto il rispetto dire, non è soltanto l'ambulante e il commercio, ma è proprio anche l'azienda produttrice e propositrice di queste cose qua. Abbiamo il miele, abbiamo l'azienda agricola, stiamo cercando di lavorare anche su un contenuto un po' qualificante, che non sia soltanto la giornata del mangiare e bere, con tutto il rispetto, ma voglia essere un qualcosa di più. Ecco, l'ambizione forse più grande è proprio questa qua. Bene, allora Sindaco, a lei l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori per venire qua a San Vito a partire dal 7 fino al 9 novembre. Sì, davvero aspettiamo tutti per poter assieme ammirare quello che c'è tanto da ammirare, gustare e c'è tanto da gustare, vedere e c'è tanto da vedere. Bene, naturalmente ci saremo anche noi, appuntamento a San Vito al Tagliamento dal 7 al 9 novembre. Ecco, Siamo tornati. Sì. Ecco, ci è saltato Sky benissimo proprio alla fine della partita, incredibile. Prova. Ma cosa sta dicendo? Sì, mozzarella. Lui era direttore sportivo. Morto. Boh, non so cosa sia successo, vediamo se riusciamo comunque a seguire la Serie A o magari. Adesso magari vado in radio. Tempeste solari. Probabile. Strano perché sì. O semplicemente perché vogliono sentire. Esatto, approfitterei. Prima di ribadire i finali e parlare ancora naturalmente con Giulia, io direi ai maestri e a Marta di farci un altro pezzo, perché insomma è giusto anche per la musica. Ho pensato pochi minuti fa di fare una canzone di cui non ho la partitura musicale, ma dato che siamo da Gippi possiamo farlo, potrò fare anche degli accordi strani, sì, ma pensavo di fare una canzone molto bella di Zucchero e ribadire che tutti i venerdì noi siamo all'Isola Felice di Sacile, dove Marta canta con noi tutti i venerdì, la vedrete sicuramente molto più svestita di come è oggi, per cui... Ma dalle foto no, se mandiamo un po' di foto dell'Isola Felice, le foto che faceva freddo l'altra sera. Guarda che gli artisti devono soffrire, voglio dire, non è che... E siamo lì tutti i venerdì vedi, sera. Vedi, mica svestita, guardati lì. Perché faceva un po' freschino quella sera, poi Halloween, sai, prevede del sangue che cola. Ecco. Questa è l'Isola Felice appunto di Sacile. Io assicuro tutti quelli che vogliono ascoltare la bellissima voce di Marta che lei generalmente è molto ma molto più svestita, per cui benissimo, vi consiglio di ascoltarla. E poi volevo anche ricordare beh, fai questo e quello, no, voglio dire. Volevo ricordare anche che il 29 di novembre, di sabato sera, siamo al Diamantic di Gaiarine per una serata molto importante per noi, per cui chiunque voglia venirci ad ascoltare, 29 novembre. 29 settembre è bello tornare indietro, no? È venuto 29 novembre, sì. 29 novembre. Diamantic. Allora noi possiamo andare ad eseguire questa canzone, bellissima canzone di Zucchero. Assolutamente. Nel frattempo ricordiamo il maestro. Io faccio l'ultima piccola aggiunta perché devo assolutamente, sì, prego. Per le fotografie volevo ringraziare Giulia Tomiet, che quella sera è stata cordiale e gentile a farci le foto che poi ti ho fornito a te oggi, quindi sì. Gentilissima. Mi ecco, pareva nel frattempo noi non capiamo più giusto. niente qua, ma non importa, e questo è il bello della diretta, no? Riuscire a non capire niente. Vorrei la telecamera proprio
Uno zoom. Tu lo sai che non è la fine, sì che lo sai che viene maggio, sciolgo le brine, sì che lo sai, resti d'inverno persi nel vento, io non mi stanco, no, no, e vengo a cercarti in un sogno amaranto. Questo cuore sparpagliato per il mondo se ne va. Questo cuore disperato è delicato. Dove sei, arcobaleno, e cosa fai? Viene selvaggio quando ti sogno, che cosa fai? Nel cuore mio, tra nulla e l'addio, questo cuore sparpagliato per il mondo se ne va. Questo cuore disperato è delicato. Così mi manchi nell'universo, in mezzo al mondo. Così ti cerco e grido forte da in mezzo al mondo. Solo io posso trovarti, solo io, e inginocchiarmi solo io per innalzare il mio sole. Mi senti solo io, da quante lune solo io, ti aggiusto il cuore solo io sono un'ombra e tu sei il sole, così mi manchi, e grido forte, in mezzo al mondo mio. Questo cuore sparpagliato è delicato, è tutto Nel frattempo, mentre cantava la bellissima Marta con questa splendida voce, il Genoa ha fatto il quarto gol, ha segnato Kučka appena entrato in campo, ha ricevuto un passaggio e ha calciato in porta, il pallone sbatte sulla traversa ed entra in rete. Poco prima però c'era stata un'occasione clamorosa per Luis Muriel, che per sfortuna appunto dell'Udinese non è entrata di un pelo.
per È imbattuto. stato anche un gran gol, almeno così gran lo gol. raccontava la radio, è stato un bel gol, un tiro dai 16 metri che si è infilato appunto dove il portiere non ci Non può ci mai arriva. ad In più arrivare. traversa gol, quindi praticamente un gol impossibile. imparabile per il portiere. Gemma. Sì, sono arrivati un paio di messaggi. Uno dice un saluto da Zanno, Paolo Miotto stile italiano. Tutto Ciao, in un Paolo fiato. Miotto, ciao. Dice sei grande. E poi un altro messaggio che invece ha un suggerimento e dice propongo di fare la trasmissione ad un orario notturno, magari un po' più hard. Ecco. È colpa mia, Giulia, cosa ne dici tu? Facciamo anche una sera, magari un Ma po'. le partite solo a quest'ora. No, facciamo un'altra roba, mica dobbiamo parlare di partite, Anche perché direi, le cuffie sono in linea con i tempi Sì, che corrono, anni no? 70. Con i nuovi, Anni 70. con le nuovi, con le nuove unioni anche a Roma, sai, sono sono cuffie quelle cose un po' strane. Allora, visto che adesso dobbiamo dare anche un giudizio su Giulia, dovete darlo con dei voti, prima abbiamo parlato in generale, e ovviamente i voti riguardano non solo la bellezza, ma come si è comportata anche qui, d'accordo, un po' emozionata, però insomma ha preso l'iniziativa, ha fatto qualche domanda a Marta, abbiamo un po' scherzato e riso con la recreazione e quant'altro. Allora, mentre vediamo altre foto della splendida Giulia, che veramente sei bellissima, devo dire, in foto, perché no, non è facile essere belle dal vivo e belle in foto. Dal 5, perché sono friulano, dal 5 a 10, per cortesia, Sabino, dai un tuo voto per Giulia. 10. 10. Bruno, beh, tu 12 darai, credo, conoscendoti. 10 col 2 in alto? 10 alla seconda, è la prima volta che c'è un 10 alla seconda. No, perché c'era stato Gemma, no? Un 9 più con la lode, ti ricordi? Qualche domenica fa. C'era stato un ospite, non mi ricordo chi, che non ha dato 10 perché aveva l'amorosa, era tuo cugino? Aveva l'amorosa che non aveva... No, mio nipote. Tuo nipote, scusami. Sì, aveva... Che aveva dato 9,5 con lode, una roba simile? Sì. Ecco, vedi qua, siano neologismi a valanga in questo programma, perché qua c'è adesso un 10 alla seconda, non è mai esistito un voto così. Marta? 10. 10. Oh, ma lo saltiamo perché non può dire niente. Antonello? Visto che Giulia è abituata ai voti, immagino, gli do 10 per la simpatia e il modo di proporsi. E poi non posso più dar voti. No, perché sennò a casa dopo non si mangia, anzi si prendono mazzate. Non posso. Roberto, un giudizio tecnico. Anch'io 10, sì. Sei la prima che prende tutti i 10. Con il 10 alla seconda. Non è mai successo con le ragazze di prima. Ragazzi, guardiamo le foto, non so se Scusate, stanno guardando tutte le foto. Scusate, è finita a Udine in questo momento, dunque Genoa batte Udinese 4-2. Ripeto, Genoa batte Udinese 4-2. Roberto, era un 10, potevo darvi 10 e lode, no? Ma gli ho tolto la lode. Perché? Perché si è tolte le scarpe durante la pausa. Le facevano male, C'è la Roberto. pausa. Non è pausa. Comunque non dimostra 23 anni, ne dimostra di meno. Di meno, sì. Di meno. Sì. E secondo, a mio giudizio, rende molto più dal vivo che in foto. Questo è vero. Vorrei aggiungere un'altra Forse in televisione cosa. però rende bene, nelle foto... Non lo le so, foto a vederla belle- dal vivo è rende un'altra cosa. molto- Sì, anche molto perché è meglio. altissima lei. Non dimenticate le alchimie, facendo una correlazione col calcio, l'alchimia della biologia umana è fondamentale. Tu hai un'alchimia incredibile, anche solo nello sguardo, nel modo di muoverti, ma non dimenticate l'alchimia tra il Genoa e il suo mister, che è sempre stata un'alchimia vincente. Che tu poi E gli assomigli forse- anche, tra parentesi. E forse è stato Esteticamente. anche questo il problema della partita di oggi, che quell'uomo lì, di cui non mi ricordo il nome, l'allenatore... Stramaccioni. No, Stramaccioni, Gasperini, al Genoa dà sempre il 110%, il massimo. sì. Ecco, Però l'alchimia. volevamo smentirti perché se lui Con gli indossa occhiali, gli indossa occhiali, gli lui è occhiali. tale e quale, soprattutto nell'immagine in primo piano, Sì, a Roberto Vecchioni. Vecchioni. A Roberto Uguale. Vecchioni. Guarda, Quali occhiali? oltretutto io amo Roberto questi- Vecchioni, sì, e se potesse cantare velocemente una canzone di Roberto Vecchioni, c'è tempo? Sì, aspetta, vediamo Gemma cosa ci dice. E Il dopo- voto di un telespettatore, ho contato almeno 10 zeri, credo. Comunque dice il mio voto per lei, Sì. 1 con 10 zeri Benissimo. anche a noi. Siamo qua qualche miliardo, Anche a grazie, tutti grazie noi. amico. Roberto Vecchioni, siamo quasi in chiusura, hai 3 minuti Sabino. Guardalo, è uguale. È lui. Ho ragione, Luce a San Siro. ho ragione. M'han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Caro Gipi, Caro. parli di donne, A me basta. di buon costume.
questo non voglia se non la capì. Bravissimo. E che gli dico, guardi non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche tra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Ragazza bionda, la prossima puntata. Magari la prima puntata di dicembre, se vincerà la Giulia, torni anche tu, così proseguiamo la canzone. Ricordi della ragazza bionda. Fatta. Allora, diamo i finali confermati per quanto riguarda la Serie A. Nops si sta ancora giocando. No, Torino. Torino e Atalanta sono ancora in corso. Comunque mancano 2 minuti alla fine del recupero a Torino, risultato ancora fermo sullo 0-0. Ecco, ricordiamo finali invece, Chievo-Sassuolo 0-0, Sampdoria batte Fiorentina 3-1. E Udinese Genoa 2-4, quindi chi ha giocato all'1-2 per 2 e chi ha giocato Sampdoria Fiorentina 1 e Udinese Genoa 2 porta a casa le 6 bocce di vino. Credo nessuno, perché voglio vedere chi metteva 2 Udinese Genoa, cioè in partenza nessuno credo l'avrebbe dato. Andiamo a vedere dunque, a ricapitolare le 2 giornate di Serie D e di eccellenza, risultati finali confermati: Alto Vicentino Mori Santo Stefano 3-1, Bianco Scudati Triestina 1-1, Clodiense Giorgione 1-0, Drobelluno 1-1, Cras Pen Fontana Fredda 1-4, Legnago Unione Arzignano 2-1, Montebelluno Union Pro 1-0, Sacilese Mezzocorona 4-2 e la Fenadora Tamai 0-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Chions Gemonese 3-1, Cordenons Ciarlis Muzzane 1-1, San Vitese Vesna 1-1, Tricesimo Torre 1-1 e UFM Monfalcone Rabuiese 2-0. Allora Giulia, com'è stata queste 3 ore, 2 ore e 50 in nostra compagnia? Raccontaci un po', dai. Adesso ti devo votare solo gli amici da casa. Ecco, da domani ci saranno tutti i video che riguardano Giulia, le foto eccetera eccetera sulla pagina Facebook l'altra domenica. Dovete votare anche voi da 5 a 10 Giulia, per se volete che sia la nuova conduttrice a partire da dicembre. Cosa ti è sembrato? Direi un pomeriggio piacevole. A parte le scarpe? Sì. All'inizio era un po', diciamo, dovevo ambientarmi bene, ma mi sono trovata bene. Bene, ma comunque si vede che sei friulana, perché non sei di tantissime parole, no? Sei un po'... Non mi smentisco. Non ci smentiamo. Vabbè, sono friulano anche io, ma mi sembra di essere un po' il contrario a livello di parlantina. Sei l'eccezione, Ma dai. tu hai bevuto il vino e lei no, però. Non ho bevuto vino io, no, io in televisione non bevo mai. La sera sì, all'altro mondiale, ma là era una baraccata, qua non esiste. Poi ho ricevuto un sacco di complimenti, quindi... Vabbè, ma è la verità, credo. Qualcuno di voi ha fatto complimenti non dovuti? Mi sembra di no, Roberto, perché è una donna splendida, una ragazza splendida. Poi a me piace molto chi fa come lei, si butta a fare concorsi, foto, eccetera, ma comunque studia. Perché vuol dire che una ragazza anche oltre ad essere bella, no? Perché c'è questa etichetta, la ragazza bella è stupida, non è vero, lei è bellissima ed è una persona molto intelligente, si sente anche da come parli, perché sì, lasciamo stare altre che sono venute qua, vabbè, andiamo avanti, no? Sì. Invece tu soprattutto sai leggere, cosa che Omar Costantini non ci sta seguendo, ma abbiamo sempre... Sto sentendo gli ultimi secondi. Sì, abbiamo sempre avuto difficoltà. Rischia tutto, è pronto a rispondere. Si sente che sappia leggere, comunque penso che a Torino finirà 0-0, a parte un clamoroso debacle finale. Dunque Gemma, hai qualcosa da raccontarci? Io no, ma è arrivato un messaggio che sinceramente non riesco a capire se è un complimento oppure no per te. Finale. Per me, vabbè, non sarà un complimento ovviamente. No. Dice, poveretto, ha sbagliato programma, il conduttore deve andare dalla Marisa. Dalla? Marisa. Chi è Marisa? Marisa chi? Infatti non riuscivo a capire se è una sorta di complimento, un insulto, non si capisce. Marisa chi? Posso dire che è un complimento, non so chi ha mandato questo messaggio. E chi è Marisa, scusa? È una delle tue tante fans che ogni tanto mi fermano e mi dicono ma me lo presenti finalmente. E adesso l'avete messo in crisi, ragazzi. Diventa rosso, adesso l'avete messo in crisi. Io pensavo Boniperti, perché veniva chiamato anche Marisa. Ma Boniperti è passato a... Bisogna saper leggere tra le righe, poi fuori trasmissione ti spiego. Mi racconti perché sono curioso, no? Ma anche perché voglio dire, forse è la prima puntata che faccio. Allora, 34 l'anno scorso, 18 quest'estate, qua siamo alla 9ª,
più tutti i 2 mesi quest'estate, la mattina dalle 7 alle 8. Cioè, le persone hanno bisogno di carburare. Sì, non è che proprio i 2 giorni che sono No, ma bisogna carburare. Posso dirti solamente uno dei tanti commenti che ha fatto questa persona che ha mandato, che ha detto: è giovane e deve crescere. Io sono meno... Grazie, questo è un complimento, perché sì, io sono giovane. Questo è veramente un complimento. Dunque, allora siamo ai minuti finali, allora giro di saluti, dite quello che volete a partire dal maestro Sabino Dall'Aspro. No, io sto benissimo da te, GP. Poi teniamo avanti fino alle 6, non lo so. Starei qua veramente tutte le domeniche. Io ho fatto anche, insomma, altre trasmissioni, ma per caso, non perché sia un fenomeno. E devo dire, Mediaset Rai è una rottura di palle. Ma là sono seri, no? Qua da GP si sta da Dio. E poi, scusami, e poi devo dire, squadra vincente e... Che succede? Squadra vincente e devo dire che sì, è vero che Giulia ha poche parole, ma ha riempito l'aria con una frequenza che mancava da un po' di tempo. Sì, questo è vero, è stata veramente una bella presenza, anche il fatto che ha parlato un po', poteva parlare un po' di più, ma per la prima volta. Ha trovato un profilo Facebook Marisa GP, questi 2 idioti. Non ti dico l'immagine del profilo. Fammi vedere l'immagine, scusami. Che bastardi che siamo. È quella dei cosi, dei latte, quella roba là. Allora, Bruno, prego. Io ti ringrazio perché comunque... Guardate che mi ringrazi. Adesso ti mando dove desideri tanto andare. Ma sai che ti piglia sempre in giro io, no? Sì, ormai guarda. Ma sai che io la prima volta che sono venuto in questa zona sentivo vai Mona. Ecco, adesso hai capito dove ti volevo andare. Cioè, dico, ma non si offendono, no? Anzi, ho sentito rispondere uno magari. E che non capivo. che Dio ti ascolti. Giovane, fresca e disponibile, si dice. Giovane, fresca e disponibile. Allora, poi mi hanno spiegato il significato. Che modo di dire locale, dai, esatto. No, che non è offensivo. Saluto tutti, non ti ringrazio. Dile pure 2 parole. Non ti ringrazio, mi paghi da bere la prossima volta che ci troviamo. Volentieri. E ricordo ancora l'appuntamento tutti i venerdì sera a Sacile all'Isola Felice. In quelle serate mi trasformerò anche in rapper, vedi, infatti ho tirato su anche. No, ogni tanto si veste anche un po' meglio, un po' più elegante qualche volta. Ok, quella sera sì, ma perché gli dà lo smoking Sabino. Sono un po' più dai, diciamola così. E per chi vuole ascoltarci anche in altre situazioni basta che segua le nostre pagine in Facebook, lì trovano tutto. Lo stai dicendo con tristezza. Sia Bruno Del Ben che Marta Baldo che Sabino Dell'Aspro, poi dei 3 molto probabilmente quelli che spingeranno di più a livello di promozione saranno le pagine mie e tua. Sì, probabile. Sabino. Marta, a te la parola. Io spingo altre cose. Spinge dal vivo. Sì. Marta. Vabbè, io invece vi ringrazio, è stato un piacere passare il pomeriggio qui. Era la prima volta che ero in televisione, quindi ero agitatissima e invece poi qui c'è un clima molto piacevole. Tu pensavi di essere in televisione, questo è esattamente come non si fa televisione, questo programma. Pensa, quindi la prossima volta che andrai in televisione dovrai ricominciare da tutto. Vabbè, dettagli. Antonello. Insomma, grazie, come al solito da Giovanni ci si diverte un sacco e poi insomma è sempre un bel divertimento e piacere essere qua perché c'è la musica, perché c'è l'allegria, c'è la bellezza. C'era anche la partita di calcio fino a 10 minuti alla fine. C'è la simpatia. Adesso io dico una cosa, è un amico, sì. Però bisogna dare atto a Giovanni che ha la capacità di far sentire tutti a casa. E questo credo che sia dote rara, perché insomma qualche trasmissione l'abbiamo fatta. Direi di sì, no? E difficilmente trovi tanta disponibilità anzi tanto desiderio di partecipazione, cioè lui invita a partecipare e questo rende questa trasmissione differente. Magari non saremo proprio, non seguiremo un filo logico, ma il filo logico del quotidiano
che credo sia il nostro vivere. Roberto, è la vita che viviamo tutti i giorni, sì, lo sport è importante, ma bisogna anche un po' prenderlo in giro, no? Non Scusa Giri, ma di la cosa che è più pericolosa per te, cosa vogliamo dire di Gemma? Grande. No, io Gemma nemmeno mi permetto, perché Gemma è sempre nascosta là dietro, ma c'è, voglio dire, una presenza, è una presenza che oltretutto attenta ai dettagli, quindi quando dici una cosa fuori dalle righe, particolari, puff, compare, come Li si abbiamo dice, già pagati o il bonifico fai tu? è l'anima, come si dice, l'anima nera devi farlo tu sto giro. Però insomma loro due sono una coppia vincente, Sì, vabbè, realmente una 19 anni che coppia andiamo avanti. Coppia artistica specifica. ma aspetta, Gemma, ora tu escludi a priori, lo escludo io a questo punto, va bene? Dobbiamo la parola a Roberto. Dunque Roberto, come ti è sembrato partecipare? Io mi sono trovato molto bene, ho passato 3 ore veramente in un bel salotto dove Giovanni, tu sei veramente una persona che mette al servizio tutti, no? Li fa sentire proprio, come diceva Sabino, a casa propria. Però hai detto una piccola bugia, tu non hai passato 3 ore, sei arrivato Mi ero anche scusato. È vero, ma sì, Roberto. Io anzi, visto la tua competenza tecnica, spero che tu tornerai a trovarci. È uno della molto new entry. Simpatico e molto professionale anche, no? Mi sembrava di essere a casa mia qua. Beh, no? è quello che vogliamo spero che mi invitate assolutamente, ancora, assolutamente. Sicuramente verrò molto volentieri. Anche perché l'unica cosa che mi è dispiaciuta è l'Udinese. l'Udinese. E gli ultimi 10 minuti. Il fatto che si è trattato un po' di tante cose, la musica, abbiamo parlato un po' di tutto. E questo è, diciamo, è sdrammatizzare il calcio, le cose che si parlano, diciamo. Io salotto in casa. Peccato che manchi sempre tempo. E tu, Gipi, come ti sei trovato? Benissimo, tu sai, Roberto è la prima volta che lo conosco e gli ho già chiesto se torna volentieri. Io sono stato tantissime volte a Tele Pordenone negli anni che furono, sempre per il calcio, il calcio a 5, però a Pordenone, negli studi di Pordenone. È un'altra cosa, un altro sì, che è meno, molto meno, voglio dire. No, non è meno, è diverso, là sono tecnici, qua siamo così. Ci stanno praticamente tagliando. Sì, chiudiamo con Gemma. Volevo solo il messaggio di questo ascoltatore che dice: fate una trasmissione genuina. Bello, mi piace. Allora, la settimana prossima, cara Giulia, ci presenteremo io e Omar con un bel tavolo qua con salame e porchetta e anche un bel po' di pane e crostini. Allora, saluto a tutti che adesso chiudiamo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento su Tele Pordenone. Ciao a tutti, ci vediamo domenica prossima, grazie, buona domenica, ciao.